Buongiorno e buona domenica, ben ritrovati con questa nuova edizione straordinaria, anche oggi in diretta dalle 11:30 puntuali per aggiornarvi su tutte le novità legate al coronavirus. Alle 12:30 come sempre ci collegheremo in diretta con la sala stampa dell'unità di crisi della Protezione Civile a Marghera per il consueto punto stampa del governatore Zaia, anche perché domani, lo ricorderete bene, entra in vigore la nuova ordinanza firmata venerdì dal presidente del Veneto e quindi da domani non sarà più obbligatorio l'uso della mascherina all'aperto, salvo in situazioni che non permettano, che non garantiscano il rispetto della distanza di sicurezza, e quindi in luoghi affollati sarà necessario usarla, come nel caso ci si trovi all'esterno in coda, all'esterno di negozi, e poi naturalmente resta obbligatoria all'interno dei luoghi pubblici, dei luoghi chiusi, scusate, quindi in negozi, in bar e ristoranti resta naturalmente fondamentale usarla, perché restano fondamentali tutte quelle misure di sicurezza per evitare che il contagio aumenti, visto che i dati, anche quelli resi noti ieri sera, continuano ad essere positivi e quindi fanno ben sperare per il proseguo. Però la comunità scientifica, lo sapete, che avverte sul rischio di una recrudescenza del virus e quindi sul rischio che possano tornare a salire i contagi, ma soprattutto i ricoveri. Intanto, aiutandomi, se la regia mi supporta, andiamo sul sito del Gazzettino, che mette proprio in primo piano quanto accaduto ancora nuovamente la scorsa notte a Padova. Movida senza freni in piazza, Padova ancora nel mirino, i residenti, notte infernale fino alle 4. Padova shock, caos e folla in piazza, movida sfrenate, zero mascherine. Dunque, dopo quanto accaduto proprio all'indomani delle riaperture del 18 maggio, quando, lo ricorderete bene, in molte piazze venete, ma quella di Padova era diventata un po' il simbolo della movida scatenata senza il rispetto delle misure di sicurezza, quindi senza il rispetto dell'uso della mascherina, delle distanze di sicurezza, con i ragazzi scatenati un po' per festeggiare la fine del lockdown, ma con un senso di responsabilità, visto che appunto restano comunque, il virus continua a circolare tra di noi e quindi restano fondamentali quelle misure. Bene, a giorni, a settimane di distanza, di nuovo la piazza di Padova torna protagonista, in questo caso in negativo, e quindi staremo a vedere se ci saranno dei provvedimenti o delle prese di posizione da parte del sindaco, del questore, del prefetto, che già avevano usato parole molto molto forti dopo quei video che ricorderete della movida scatenata il 18 e il 19 maggio, sempre nelle piazze padovane. Intanto sempre in primo piano la questione dell'economia, la questione delle riaperture, della ripresa e della ripartenza. Non si placano le polemiche sui confini chiusi di paesi europei verso l'Italia, non ultima la Grecia. Ieri vi abbiamo riportato le parole forti usate dal governatore Zaia nei confronti proprio della Grecia, che ha deciso al momento di aprire i confini a 29 paesi europei, tranne proprio all'Italia, e c'è anche la presa di posizione del ministro degli esteri Di Maio, che dice: non siamo un lazzaretto e non dobbiamo essere trattati in questo modo. Dovremmo collegarci a breve con il sottosegretario all'economia Pierpaolo Baretta per fare un po' il punto della situazione, anche alla luce dei provvedimenti dell'Europa, del Recovery Fund, che vedono proprio l'Italia interessata dalla maggiore, la più grande somma, la più alta consistente somma di fondi, anche se rischiano di arrivare dei no da parte di alcuni paesi europei in fase di approvazione di questo provvedimento, l'Olanda in prima linea, e poi c'è quella vignetta su un giornale proprio olandese in cui faceva vedere divisa in due la pagina, in alto l'Olanda che lavora e sotto l'Italia che si rilassa in spiaggia, ad indicare come il nostro paese non faccia nulla e aspetti solamente i fondi europei. Ecco, una vignetta che ha fatto sicuramente suscitare
le polemiche, le reazioni del mondo politico italiano. Ieri intanto sono andate in scena una serie di manifestazioni per chiedere che ci sia più attenzione verso alcuni settori. Iniziamo da quella andata in scena a Padova, in piazza Eremitani, dove a scendere in piazza proprio per manifestare il popolo delle partite IVA. Distanziati come prevede la legge, rispettosi con la mascherina calata sul volto. Un popolo silenzioso di 200 partite IVA del movimento Agiamo Adesso ha invaso pacificamente piazza Eremitani a Padova. Non ce la fanno più dopo quasi 3 mesi di lockdown. E sono in piazza per sostenere tutte queste partite IVA e tutte le persone che hanno avuto delle grosse difficoltà in questo momento. Il lockdown non gli ha permesso ovviamente di lavorare e quindi non hanno potuto fatturare ma anche continuare le loro attività. Siamo in piazza oggi non tanto perché siamo colpiti da queste ristrettezze economiche, ma per solidarietà con tutte le altre categorie che sono state colpite e non hanno voce in questo momento. Tante promesse, ma di concreto assolutamente niente. Tra loro ci sono piccoli artigiani, c'è chi vive di musica, chi fa l'antiquario, ci sono molti agenti di viaggio con le valigie. Basta parole, serve concretezza. Questo governo ha reclutato 450 esperti, ma evidentemente nessuno di loro ha mai lavorato in vita sua e i provvedimenti che ha presi non li ha presi e i soldi non bisogna dirli, bisogna darli. Se non ci sarà iniezione di liquidità l'economia è già ferma. Abbiamo già in Veneto oltre 50.000 disoccupati in più e adesso, quando sarà il momento di scoprire le carte e del rientro di quelli che sono in cassa integrazione, sarà dura per tutti. E quindi è meglio darsi da fare subito. Servono interventi immediati, le partite IVA sono pronte allo sciopero fiscale. Credo che non ci sarà alternativa rispetto ad uno sciopero fiscale. Questo però creerà grandissimi problemi perché sono i 5 milioni di imprenditori in realtà che muovono l'Italia e se i 5 milioni di imprenditori sono ridotti a dover gestire se stessi e non dare più il foraggio alla nazione, tutto si andrà a bloccare, quindi questo sarà un grandissimo problema. Una prima azione sarebbe semplice, propone il sociologo Ivano Spano, tornare al rispetto della Costituzione. Dobbiamo ripristinare, a mio avviso, per poter fare questa svolta necessaria, quello che sono i principi fondamentali che dovrebbero governare il nostro Paese. Io non posso non fare riferimento a una Costituzione che è tradita all'80%. Dobbiamo rimettere in piedi la nostra Costituzione e renderla attiva perché lì ci sono, a mio avviso, tutte le ipotesi per poter ricreare, no, la nostra realtà e il nostro sistema. Che i soldi non ci sono. Lasciando per un attimo la questione coronavirus, ci sono alcune notizie di cronaca che segnano questa domenica, a partire dalla morte di due giovanissimi, una ragazzina di appena 12 anni deceduta che è venuta a mancare a Monastier nella Marca Trevigiana. A portarsela via sembra probabilmente una leucemia fulminante. Era iniziato tutto con una febbre che non andava via nonostante l'antibiotico, poi il ricovero urgente in ospedale e alla fine la piccola se n'è andata, appena 12 anni come detto, una malattia fulminante. Così Nicole Volpato è stata strappata all'affetto della mamma, del papà e della sorella più piccola. Non è stata ancora fissata la data dei funerali, mentre martedì alle 20 verrà celebrato, ci sarà il rosario nella chiesa proprio di Monastier. Invece un'altra giovane vittima è un bimbo di 2 anni che dopo 5 giorni di agonia se n'è andato. Il piccolo era stato ricoverato all'ospedale di Padova dopo aver ingoiato una vite che si era bloccata, che aveva bloccato la trachea. Era successo tutto in pochissimi secondi nel giardino di un'abitazione di Zelarino. Subito il trasporto in ospedale, i medici hanno tentato fino all'ultimo di salvargli la vita, ma purtroppo per il piccolo di origini moldave non c'è stato nulla da fare. Un altro dolore dunque
in questa domenica. Poi ci sono degli incidenti, c'è un incidente stradale mortale nel Trevigiano, a Trevignano, un 56enne è uscito di strada con la sua auto, ancora da capire che cosa sia accaduto, e nello schianto ha perso la vita. E poi c'è un runner che è vicentino, anche questo se n'è andato, non si avevano più notizie, non aveva fatto ritorno a casa, è stato l'allarme della famiglia che non lo aveva visto rientrare. Da lì sono iniziati le ricerche da parte dei soccorsi, e l'uomo, un 37enne appunto, è scivolato, è salito sulla cresta della montagna ed è scivolato facendo un volo di un centinaio di metri. Il soccorso alpino si era subito attivato, e dopo una ricognizione dall'alto aveva notato una mascherina su uno dei pulpiti della dorsale, da lì poi la scoperta del corpo senza vita del giovane. Notizia appunto di cronaca che dovevamo darvi in questa domenica. Abbiamo visto prima la protesta delle partite IVA, e poi c'è un altro mondo che aspetta delle misure e che aspetta di poter riaprire, ed è quella del mondo dello spettacolo, in questo caso la manifestazione, 1 migliaio di persone è andata in scena ieri, sempre a Venezia. Si montano le sagome in legno di cantanti e musicisti, fantasmi di uno spettacolo che non c'è. Sul piazzale della stazione va in scena così la protesta dei lavoratori dello spettacolo, tecnici luce, del suono, del video, attori, musicisti, facchini e maestranze. Per tutti loro la ripresa non è uno spettacolo. Per noi la ripresa è una spremuta di sangue, noi siamo fermi da metà febbraio e chissà quando ricominceremo a lavorare. Noi, se andrà tutto bene, ricominceremo a lavorare ad ottobre. Quindi siamo qui per chiedere un'attenzione particolare a un settore che potrebbe sparire fondamentalmente causa Covid. È una situazione di emergenza nell'emergenza, ovvero noi viviamo una situazione nella quale non abbiamo lavoro, non abbiamo la possibilità di lavorare, ma che si acuisce dentro un'emergenza nella quale il sistema che regolava i nostri contratti non era assolutamente tutelante. La situazione in merito agli ammortizzatori sociali che non sono mai arrivati, si parla dei 600 euro, delle casse integrazioni in deroga, e si parla di un contratto nazionale che non esiste. Forse il lockdown ha risvegliato una coscienza collettiva, che è una coscienza che semplicemente dice a gran voce oggi nelle piazze italiane di dire basta a tutto questo, di dire basta alle poche tutele, basta ai pochi diritti sul lavoro, perché quello che compiamo noi tutti i giorni, qualunque maestranza essa sia, è un lavoro. Continuerà fino a metà giugno la mobilitazione permanente dei circa 7.000 lavoratori dello spettacolo in Veneto, per la maggior parte con contratti di lavoro intermittenti o precari. Chiedono con urgenza un incontro con Regione e INPS per ottenere ammortizzatori sociali e una riorganizzazione generale del comparto nazionale dello spettacolo. Il problema è proprio il ritorno a questo lavoro qua, perché il ritorno in sicurezza non è garantito. Noi non abbiamo maternità, non abbiamo paternità, non abbiamo la malattia, e quindi anche quello che stiamo ponendo oggi, che è ripartire con gli eventi, anche significa certo ripartire, ma mettere comunque a rischio la nostra incolumità in questo caso. In questo momento quelli piccoli rischiano di sparire, perché vedendosi cancellata completamente la programmazione e non avendo sostegno economico, perché non si parla solo di programmazione cancellata, parliamo anche di opportunità, di costruzione di anni di lavoro. Questa dunque è la voce del mondo dello spettacolo. Ricordiamo che ieri il Presidente Zaia ha annunciato di che firmerà prima del 15 giugno una nuova ordinanza proprio per il mondo dello spettacolo, e che riguarderà quindi cinema, teatri e discoteche, quindi una prima risposta potrebbe arrivare proprio dalla Regione. Intanto ci sono delle dichiarazioni riportate dall'ANSA e che sono quelle pronunciate durante un'intervista al Messaggero dal professor Andrea Crisanti, direttore del Dipartimento di Medicina Molecolare dell'Università di Padova e virologo, che
ripeto, ormai da tempo che non siamo usciti dall'epidemia, anche se i dati sono migliorati. E in tal senso diciamo che è stata una decisione precipitosa. Si riferisce alla decisione di riaprire gli spostamenti tra regioni. Sapete che dal 3 giugno il governo ha deciso che sarà possibile spostarsi da una regione all'altra senza distinzioni, quindi tutte le regioni potranno riaprire i propri confini e permettere gli spostamenti, una possibilità che era stata messa in discussione prima della decisione finale del governo, in particolar modo dai governatori del Sud Italia. Ricordiamo le parole del governatore Solinas della Sardegna, ma anche insomma di altri presidenti di regione del Sud che non vedevano di buon occhio questa possibilità degli spostamenti interregionali, in particolar modo riferendosi ai residenti della Lombardia, regione ancora alle prese con dati elevati, anche se comunque anche lì fortunatamente la curva dell'epidemia è in discesa, scatenando poi la reazione in particolar modo del sindaco di Milano Sala. Ecco, questa possibilità quindi di distinzione tra cittadini è stata evitata dalla decisione del governo, ma interviene appunto il professor Crisanti che dice: io avrei aspettato prima di far ripartire i viaggi interregionali, in particolare dalla Lombardia, e quindi anche il professore tira in ballo proprio questa regione dove ancora non c'è chiarezza sui dati. Crisanti frena le fughe in avanti, non riaprirei le discoteche, appunto questo è stato quanto annunciato dal governatore Zaia, quello di voler riaprire le discoteche con l'ordinanza prima del 15 giugno. Ora ha dubbi il professor Crisanti sulla bontà della scelta del governo di concedere i viaggi interregionali senza distinzioni anche in quelle zone che ogni giorno registrano 200-300 nuovi casi positivi. Partiamo da un presupposto, premette: il rischio zero non esiste. Un virologo risponderebbe che anche un solo caso positivo è troppo perché potenzialmente può diffondere il contagio. Ma in questa vicenda il problema con cui abbiamo a che fare in Lombardia è un altro. Non sappiamo a quando si riferiscano quei tamponi positivi che comunicano ogni giorno, quando sono stati materialmente fatti o richiesti. Da quello che risulta si va anche parecchio indietro nel tempo. In questo modo è molto difficile azzardare delle valutazioni. Quindi parla di tamponi datati nel tempo che quindi non darebbero una puntuale fotografia dell'attuale situazione, in particolar modo in Lombardia. Capiremo, insomma, vedremo se ci sarà anche l'occasione di fare questa domanda, di porre al governatore Zaia queste dichiarazioni del professor Crisanti per capire insomma la posizione del presidente, che si è detto subito pronto, ha accolto favorevolmente la decisione del governo di riaprire agli spostamenti tra regioni, e lo stesso Zaia ieri ha detto: io mi sono battuto perché anche la Lombardia possa aprire i propri confini e quindi i cittadini lombardi spostarsi dove vogliono. Ieri abbiamo fatto un tour, il nostro Lucio Zanato ha fatto un tour a Jesolo per vedere come le spiagge si stiano preparando e ha potuto verificare di persona come la gente sia molto rispettosa delle regole e anche dell'uso della mascherina e delle distanze anche in spiaggia. Ci siamo organizzate con mascherina e guanti per essere ovviamente nel rispetto anche delle altre persone e di noi stessi, anche perché è il primo giorno al mare. Attenti alle regole, almeno per il primo giorno della stagione, che per certi versi è sembrato quasi un primo giorno di scuola, con la gente a chiedere come comportarsi, soprattutto per ombrelloni e lettini. Adesso cominciamo, dobbiamo ancora prendere visione. Comunque dai, stamattina si sta bene. Siamo distanziati, è tutto ok, si può venire tranquillamente. Però la mascherina. Beh, ma insomma sotto l'ombrellone la togliamo, dai. Distanze decisamente maggiorate rispetto al passato rassicurano i primi bagnanti. Poi c'è chi forse per essere più sicura sceglie proprio il pontile. Come se niente fosse esattamente, però devo ancora capire bene come funziona il discorso della spiaggia libera qui in spiaggia, perché non si sa ancora come funziona. E forse l'immagine dell'autodisciplina dei primi bagnanti a Jesolo è questa, quella sulla spiaggia libera dell'Arenile Mazzini. Giovani, coppie di fidanzati e famigliole hanno tutti steso gli asciugamani calcolando le distanze con chi era già disteso sulla sabbia. Teniamo a distanza sicuramente,
bambini giocano di là e siamo con le mascherine fino alla spiaggia e qua in spiaggia le abbiamo levate, ma fino ad arrivare qua sempre con le mascherine. Un autocontrollo al punto che sull'Altanna l'ha detto più che controllare è impegnato a informare. Io adesso fungo un po' da informatore perché chiaramente la gente ancora non sa come deve comportarsi, però vedo che sono tutti molto bravi. La sensazione è che tutti siano anche orgogliosi di rispettare le regole, come questa coppia che prima giustifica l'assenza della mascherina perché non obbligatoria in passeggiata e poi ce la fa vedere per chiarire che le regole loro le rispettano. L'unica trasgressione ammessa oggi è un tuffo tra le onde, anche se la bandiera e i relativi cartelli indicano che non si dovrebbe. Sul sito era tutto tranquillo, ho controllato in vari posti online, non ho trovato nessun problema, per cui ho detto vabbè, vado, cioè con questa giornata vado. Allora vada. Grazie, vada. Gentilissimo. Insomma, per il momento tutto funziona e soprattutto le persone sono disciplinate in questa fase molto delicata di ripresa. Intanto dal 3 giugno le frontiere italiane saranno aperte anche a 150.000 braccianti stranieri. Oltre ai turisti, infatti, il via libera sarà pure per l'ingresso dei lavoratori stagionali salva raccolti. Lo afferma la Coldiretti commentando positivamente la riapertura delle frontiere dal 3 giugno senza obbligo di quarantena ai cittadini europei e dell'area Schengen, mentre per gli extracomunitari occorrerà attendere il 15 giugno. Se l'arrivo di turisti stranieri resta un'incognita, l'apertura delle frontiere italiane ai cittadini europei senza obbligo di quarantena aiuta a salvare i raccolti made in Italy. Nelle campagne con il ritorno, sottolinea l'Associazione degli Agricoltori, dei circa 150.000 lavoratori stagionali comunitari provenienti da Romania, Polonia, Bulgaria ed altri paesi europei rimasti fino ad ora bloccati per la pandemia. Si tratta di una decisione che consente di garantire professionalità ed esperienza alle imprese agricole italiane grazie al coinvolgimento temporaneo delle medesime persone che ogni anno attraversano il confine per un lavoro stagionale per poi tornare nel proprio paese. Ecco, qui si fa riferimento proprio al fatto che non ci sia più l'obbligo di quarantena per i cittadini europei dell'area Schengen, e questo è un po' il punto sul quale ruota anche la comunicazione non certo precisa che sembra arrivare oltre i confini italiani nel resto d'Europa, dove molti per i famosi canali turistici hanno fatto passare il messaggio che chi viene qui deve essere sottoposto alla quarantena, cosa che in realtà non esiste, non è così, però resta questo messaggio sbagliato che potrebbe mettere a rischio il turismo. Tra poco noi ci collegheremo anche con proprio il presidente di Confturismo Michielli, che su questo punto dei corridoi turistici è stato molto duro, ma vedo in collegamento già all'interno della sala stampa dell'unità di crisi della Protezione Civile di Marghera la nostra Anna Maria Parisi, un po' per fare il punto di questa giornata. Buongiorno Anna Maria e buona domenica. Buongiorno Francesca, buona domenica a te e a tutti i nostri telespettatori. Dunque oggi è una delle giornate storiche per quanto attiene questi 3 mesi e più della pandemia, perché da domani, lo sappiamo, in tutto il Veneto sarà possibile girare all'aperto senza le mascherine che però, lo ricordiamo, sono obbligatorie e necessario tenerle anche all'aperto laddove ci sono assembramenti, dove si formano questi capannelli, questi gruppi di persone, e è necessario tenerle anche nei luoghi chiusi, specialmente dove non è assicurato il famoso distanziamento sociale. Oggi sentiremo dunque a breve, proprio da qui, dalla postazione che ormai siamo abituati a conoscere tutti, che si trova alle mie spalle, e sentiremo dalle parole del governatore Zaia quali saranno le novità, se ci saranno, per quanto attiene alla giornata di domani. Certo è che con questa nuova disposizione c'è stata, purtroppo l'abbiamo visto anche dalla rassegna stampa di questa mattina, una fuga in avanti di tantissimi ragazzi che purtroppo, profittando di questa possibilità da domani, già ieri però hanno fatto questa
fuga in avanti con questa movida dissennata in tanti capoluoghi, in tante città del nostro Veneto, come è stato anche riportato ampiamente, dicevo, da tanti colleghi anche della carta stampata, oltre che dalle nostre testate, con le nostre varie redazioni. Abbiamo visto quello che è successo a Padova, a Rovigo, con davvero un assembramento pazzesco di tanti ragazzi, tanti giovani che si sono ritrovati anche senza mascherina per la famosa movida, spritz, aperitivi e quant'altro di sera. Quindi da domani questa è la novità per quanto attiene alle mascherine, che lo ricordiamo non saranno obbligatorie ma solo negli spazi all'aperto qui in Veneto. Poi c'è la questione che dal 3 sarà possibile spostarsi da regione a regione, e abbiamo visto anche quanto comunque le posizioni di alcuni virologi che non sarebbero propriamente favorevoli a questo, ma bando alle polemiche. Adesso resta da capire, perché c'è ancora una partita aperta, è quella che riguarda la fascia da 0 a 3 anni, con le linee guida della regione che sono già state stilate, scritte, firmate, ma che ancora da Roma, dal governo, dal Premier Conte non sono state recepite, quindi sarà da capire anche che cosa accadrà per questa partita. E non ci resta dunque che attendere ancora una mezz'ora circa, perché alle 12:30, come sempre puntuale, arriverà qui nella sede dell'unità di crisi del Veneto, che si trova a Marghera, lo sappiamo tutti ormai, arriverà il presidente Zaia e vedremo quali saranno le novità, se ci saranno, in materia. Hai domande da studio, sì, Francesca? Anna Maria, tu hai fatto riferimento, senza nominarlo, ai virologi che non sono proprio d'accordo, però c'è proprio un'ansia che riportano le dichiarazioni del professor Crisanti in un'intervista rilasciata al Messaggero, che insomma lui parla di spostamenti interregionali e che sappiamo essere una decisione presa dal governo e sulla quale il governatore si era espresso positivamente, però poi lui frena anche sulla riapertura delle discoteche. Sappiamo che il governatore ieri ha annunciato la volontà di firmare una nuova ordinanza proprio anche per il mondo delle discoteche, oltre che cinema e teatri, quindi diciamo che questo botta e risposta a distanza continua in qualche modo. Sì, continua, mi sento di aggiungere, se permetti, in modo unilaterale, perché abbiamo visto come più volte, ripetutamente, anche sollecitato dalle domande di noi giornalisti, proprio da qui, da questa sede, il governatore Zaia ha sempre risposto che è stupito di queste manifestazioni, di queste esternazioni, per queste esternazioni, quindi è evidente che c'è qualcosa che non va proprio tra virologi, epidemiologi che sono stati della nostra sanità, la sanità veneta, evidentemente sono in dissonanza tra loro, tra gli stessi specialisti intendo, ma sai, questa è una partita che riguarda appunto gli epidemiologi e sì, effettivamente Crisanti ha rilasciato, l'ho letta anch'io, questa ansia, questa dichiarazione, dicendo che a suo avviso la riapertura interregionale, diciamola così, degli spostamenti tra regione e regione è prematura, ha usato proprio questa espressione. Il rischio, a suo avviso, è che possa nuovamente diffondersi un contagio maggiore e soprattutto lui si è riferito in particolar modo alla Lombardia, perché nelle dichiarazioni rilasciate da Andrea Crisanti, dal virologo di Padova all'ANSA, lui fa riferimento in particolar modo alla Lombardia, dove dice ci sono dei dati non rassicuranti, perché sempre a detta del professor Crisanti, perché in Lombardia si registrano ancora dai 200 ai 300 positivi al giorno, ecco, e quindi a suo avviso sarebbe prematuro questo spostamento dalla regione Lombardia alle altre regioni, ma questo è il parere di Crisanti. Ripeto, io mi sono limitata a riportare testualmente le sue dichiarazioni rilasciate ai colleghi dell'ANSA.
Certo è, se permetti Francesca, che sì, certo è che comunque in Veneto questo problema al momento non sussiste, perché i dati del contagio riferiti a giorno per giorno, quelli quotidiani che vengono riportati dall'azienda Zero, parlano di una situazione e fotografano una situazione chiaramente diversa e molto rassicurante per quanto attiene alla nostra regione. Assolutamente sì, hai fatto bene a sottolineare questo e speriamo davvero che continui così. Grazie intanto Anna Maria, grazie davvero e torneremo a collegarci con te più tardi. Buon lavoro, a più tardi, grazie. A dopo. In effetti sì, ha fatto bene la collega a distinguere insomma la situazione che fortunatamente registriamo e continuiamo a registrare in Veneto, poi vedremo i dati che renderà noto il governatore Zaia in conferenza stampa. Fondamentale però, non ci stancheremo mai di dirlo, è il nostro comportamento, e quindi quelle immagini che arrivano della movida sfrenata da Padova certo non fanno bene. Adesso ci fermiamo per qualche istante di pubblicità, ma restate con noi perché subito dopo parliamo di turismo. La nostra edizione straordinaria, sono le 12:06, come vi ho anticipato parliamo di turismo perché insomma domani è il 1° giugno, diciamo così che la stagione estiva entra nel vivo, ma il turismo è uno di quei comparti che più ha risentito del lockdown. Ci sono situazioni, ci viene in mente Venezia, insomma la perla per quanto riguarda il turismo come città d'arte del Veneto, che soffre, fatica a ripartire, vuoi perché prima è stata colpita dall'acqua granda di novembre, con poi gli strascichi anche a livello internazionale delle notizie che arrivavano oltre confine, e vuoi per questa ennesima batosta dovuta all'epidemia. Si fatica a ripartire e allora ne parliamo con il presidente di Confturismo e Federalberghi Veneto, nonché vicepresidente nazionale di Federalberghi e Confturismo, Marco Michielli. Buongiorno Presidente, grazie per essere con noi, buona domenica anche a lei. Buongiorno e buona domenica a tutti. Allora, Presidente, io prima ho detto che lei ha usato parole forti, nel senso che la situazione è davvero difficile e a questo, all'epidemia, si aggiunge anche il fatto che l'Italia si veda chiudere ad altri paesi europei, privilegiandone altri con la creazione di quei corridoi turistici che vanno invece a premiare altri stati come la Croazia, come la Grecia, che non ultima proprio ha deciso di chiudere i confini all'Italia, suscitando anche la forte reazione del presidente Zaia. Sì, voi potete ben immaginare che gli alberghi che sono stati chiusi, non sono stati chiusi per DCPM, hanno chiuso su base volontaria il 97% degli alberghi italiani per mancanza di clientela. La clientela del Veneto per il 60-65% è formata da stranieri, quindi la riapertura delle frontiere è di palmare evidenza che è esiziale per le nostre attività. L'apertura dei confini regionali, stessa identica cosa, perché non possiamo pensare che un albergo a Vicenza possa lavorare con uno da Padova che viene a dormire a Vicenza, insomma, è ovvio. Adesso i confini regionali non abbiamo ancora la certezza, perché poi il bello è che è stato annunciato che il giorno 3 verranno riaperti i confini regionali, però di scritto non c'è assolutamente nulla. Abbiamo ripetuto in tutte le salse, ormai lo sanno anche gli uscieri di Palazzo Chigi, che un albergo non è una piccola bottega la quale per aprire basta tirare su la serranda, pulire un attimo il pavimento e il giorno dopo sei aperto. Un albergo è una macchina complessa che richiede 3-4 settimane per l'allestimento e la ripartenza. Ora, qualora riprissero le frontiere domani mattina, è chiaro che pur facendo le corse gli alberghi non potrebbero essere aperti prima almeno di 3 settimane. La vicenda delle frontiere sta diventando stucchevole oltremodo, perché il giorno 3, quando il governo ha annunciato il giorno 3 riapriremo le frontiere con l'estero, io ho sorriso, perché le frontiere sono come una doppia porta, funzionano col principio della doppia porta. Io apro dalla parte mia, ma sei chiuso dall'altra parte, non c'è travaso naturale di persone. Ora, si dice, io odio esprimermi per si dice, però siamo al si dice, non c'è niente di scritto. Si dice che il giorno 15 dovrebbero riaprire i tedeschi le frontiere verso tutti i paesi Schengen.
però la decisione la prenderanno il giorno 15. Quindi cosa faccio io? Mettetevi nei panni dell'albergatore, faccio? Pulisco l'albergo, preparo, assumo il personale e poi il giorno 15 mi dicono che slitta al giorno 30 di giugno la riapertura delle frontiere. È una situazione paradossale, una situazione nella quale chiaramente esula completamente dalle competenze mie a maggior ragione, ma anche del Presidente Zaia. È una vicenda squisitamente governativa che dovrebbe essere appunto governata dal Ministero degli Esteri in coordinamento col Ministero del Turismo e magari con l'intervento del Premier per convincere gli altri paesi che noi non siamo Wuhan, perché il problema è che noi abbiamo dato un'immagine con lockdown prolungato, con le immagini, non manchiamo mai noi di farci male per eccesso di trasparenza, con conferenze stampa tutti i giorni con il numero dei decessi, il numero dei nuovi malati, eccetera. Abbiamo fornito combustibile a qualunque giornale straniero che chiaramente prenda queste notizie, le amplifichi, perché giustamente fanno il loro gioco, lo scrivere l'Italia è nelle condizioni di Wuhan, fa vendere copie, chiaramente abbiamo dato questa immagine, adesso è un po' dura riuscire a spazzarla via, la si può spazzare via con i numeri veri che un Presidente del Consiglio o un Ministro degli Esteri può fornire alle cancellerie del resto d'Europa. Ascolti Presidente, lei dice che gli altri paesi europei sono stati più furbi di noi? Non sono stati più furbi, si sono attenuti a un protocollo di comunicazione non così esasperato come il nostro. Guardi che posso anche capire che il Presidente del Consiglio avesse la necessità di andare tutti i giorni sui giornali in conferenza stampa perché aveva paura che il lockdown in Italia potesse non funzionare. La realtà è che dopo una settimana di lockdown abbiamo capito perfettamente che gli italiani non sono stupidi, sono rimasti a casa, si sono comportati benissimo, tranne sporadici, deprecabilissimi episodi, per carità ho sentito quello che diceva prima, deprecabilissimi episodi ma sporadici. La gran parte degli italiani si è comportata bene, allora non aveva tanto senso andare tutti i giorni a, mi passi l'espressione, sfrucugliare la stampa estera su questo argomento. La Merkel credo che non abbia fatto neanche una conferenza stampa, o se l'ha fatta di sicuro non si è messa a snocciolare i dati di quanti malati o morti ci fossero a Monaco di Baviera o a Francoforte. Mi sembra di capire che lei dice anche appena era possibile il Ministro degli Esteri, il Premier avrebbero dovuto iniziare una campagna promozionale nei confronti dell'Italia in Europa. Farlo adesso è troppo tardi visto che la stagione estiva ormai sta entrando nel vivo. Ma guardi, sulla campagna promozionale sono abbastanza scettico anch'io personalmente, intendo dire, finché gli alberghi non sono riaperti, finché i confini non sono riaperti, finché non abbiamo una parvenza di ricettività normale, è anche sciocco buttare via soldi, perché io non posso pensare di andare a fare promozione sulla televisione tedesca che a mezzogiorno ha passato un servizio in cui l'Italia ha tot morti ancora, questo e quello, e alle 2 del pomeriggio passa lo spot: venite a passare le vostre vacanze dal Veneto. Lei capisce che non funziona così. Allora, ben venga la promozione, possibilmente nazionale, deve partire nazionale, deve partire, si spera l'Enit, si spera il Ministero, ma essenziale prima della promozione è la possibilità di poter riaprire le strutture, perché se non riapriamo le strutture, signori, non possiamo ricevere gli ospiti, non possiamo dire siamo qui a braccia aperte pronti ad accogliervi. Guardi che gli albergatori sono lì che fremono anche oltre il mio desiderata, vorrei dire, per poter riaprire domani mattina. Tutti vorrebbero. Però lei ci ha detto molti stanno ancora aspettando di avere notizie certe, perché com'è la situazione? Non so se ci siano dei numeri, però una percentuale di quanti hanno già riaperto e quanti invece stanno ancora aspettando e sono in attesa di conferme. Guardi, la situazione è questa: col sentiment aprirebbero tutti, col sentiment. Poi ogni qualvolta viene fuori uno slittamento di 10 giorni dei termini, slittamento di 3 giorni dei termini, qualche disgraziata normativa INAIL, cose di questo genere, io ricevo telefonate anche dei singoli albergatori: ah no, guarda, io non apro.
Lo stesso che il lunedì mi dice io non apro, il giovedì mi richiama sono qua, Sodrio a fare le pulizie. Ecco, quindi è una situazione nella quale, ripeto, abbiamo bisogno di certezze. Chi sa fare bene i conti fra di noi, nel senso chi si lascia guidare un po' meno dall'affetto per la struttura, l'affetto per i clienti e un po' più dal portafoglio, ma questo è bene, voglio dire, è ancora alla finestra che aspetta, perché, ripeto, ci vogliono 3-4 settimane per aprire una struttura alberghiera, per allestire una spiaggia 2 mesi, per allestire un villaggio turistico ci vogliono 2 mesi. Sono 2 mesi in cui si va incontro a costi certi e incassi zero perché sei in allestimento ovviamente, e sono costi che prevedi di spalmare su una stagione di 4 mesi, 5 mesi. Quando tu mi esci con costi così gravosi per 3, ripeto, 4 settimane o 2 per quel che riguarda i villaggi turistici o 2 mesi per i villaggi turistici, e quando sei pronto ad aprire non puoi perché le frontiere sono ancora chiuse per tanti altri caveat, tante altre cose che spero si risolveranno in breve sia a livello appunto governativo che a livello regionale, è abbastanza aleatorio il fatto che si possa aprire, si apre prendendosi dei rischi terribili economici, di responsabilità, eccetera. Quindi coraggiosi sicuramente, anche un po' incoscienti, mi lasci aggiungere i tanti colleghi che in questi giorni stanno cercando di aprire. L'Italia continua ad avere poco peso a livello europeo, secondo lei, nel senso che ci sono paesi, pensiamo alla Germania, che spinge i turisti verso altre mete, ci sono questi corridoi verso Croazia, Grecia. Lei ha parlato dello schiaffo del Presidente del Consiglio austriaco. Perché questo trattamento di serie B nei confronti del nostro paese, che comunque ha dimostrato di saper affrontare, essendo stato il primo paese a fare i conti con il coronavirus e in qualche modo avendo anche insegnato qual era la strada da seguire agli altri paesi europei, viene comunque trattato ancora così? Guardi, la questione che lei pone è duplice. Da un lato c'è il peso specifico dell'Italia, ricordo paese fondatore della Comunità Europea, ma lì mi viene da dire che le idee camminano sulle gambe degli uomini. A fronte, io a Bruxelles ogni tanto capito, a fronte di un impegno spasmodico, per esempio, cito la Spagna sempre in questo, perché gli spagnoli hanno ben preso l'importanza di Bruxelles, l'importanza dell'Europa. Hanno speso e spendono tuttora i loro uomini migliori. Il mio settore, che è il turismo, a Bruxelles parla spagnolo, perché hanno speso gli uomini migliori. In Italia molto spesso negli ultimi anni, a fronte di lodevolissime persone, per carità, perché ci sono, che si smazzano un gran lavoro, il ruolo di parlamentare europeo, il ruolo di tenere le relazioni, il ruolo è sempre stato preso come una sinecura. Il politico che è stato trombato gli si dà la poltrona a Bruxelles. Poco presenzialismo nei posti che contano. Bisogna esserci e bisogna esserci nei momenti che contano. L'assenteismo è uno dei motivi per cui in Europa l'Italia, che dovrebbe avere l'immagine appunto di un paese fondatore, ha un'immagine invece profondamente compromessa. L'altra parte della domanda è invece perché i corridoi. Allora, i corridoi nascono dalla convenienza economica dei singoli paesi e lì non si può dire niente, perché i tedeschi difendono gli interessi tedeschi, cosa che dovremmo fare anche noi italiani. I tedeschi hanno il più grosso tour operator del mondo, che ne muove 20 milioni di tedeschi, con compagnia aerea e tutto. In Italia non ha strutture proprie, le ha in Turchia, le ha in Croazia, le ha in quei paesi. È ovvio che spinge per mandarli in quei paesi. Gli austriaci hanno fatto grossi investimenti immobiliari turistici in Croazia. È ovvio che spingano perché vadano in Croazia, perché così fatturano gli austriaci e non fatturano gli italiani. Allora, da parte loro, il fatto di cercare di metterci delle limitazioni o delle barriere è semplicemente una battaglia commerciale. Noi dovremmo inficiare la loro battaglia commerciale alzando alta la bandiera dell'Europa e il fatto che Schengen è Schengen e in Schengen si gira liberamente.
Ascolti Presidente, si sono sentite opinioni diverse, o comunque punti di vista diversi sulla questione delle vacanze annullate, quindi di prenotazioni che vengono annullate. Parlo sempre dei turisti esteri, che insomma sappiamo essere spesse volte dei turisti affezionati alle nostre spiagge, alle nostre montagne. Da questo punto di vista che riscontri ha, un po' facendoci il quadro generale? Se lei parla delle cancellazioni di prenotazioni già effettuate, siamo a picchi del 70%, 80%, addirittura 100% per quel che riguarda certe località tipo Venezia. E questa è la situazione nel durante. Picchi di cancellazioni del 70% arrivano fino al mese di luglio, toccano anche agosto e settembre. Però la speranza nostra, giocando a carte in tavola, la speranza nostra è di poter riaprire, che riaprano con velocità le frontiere, perché non è che il cliente potenziale sia tedesco, inglese, da ovunque, da qualunque provenienza, è lì con la valigetta in mano alla frontiera che aspetta che si alzi la sbarra. Si alza la sbarra, il turista dopo una quindicina di giorni prende atto che in Italia si può andare, prende atto che non c'è epidemia, prende atto di un sacco di cose, si decide e viene giù. Quindi è essenziale riaprire quanto prima le frontiere. Poi chiaramente una volta riaperte le frontiere, io credo che non avremo sicuramente i numeri del 2019-2018, però una certa aliquota di italiani che potranno permettersi di fare le vacanze e di stranieri che avranno una voglia bischera, perché un po' di clausura bene o male l'hanno fatta anche loro, un po' di lockdown, potranno affacciarsi sul nostro territorio. Dico territorio in senso allargato, non solo le spiagge, la montagna, le terme, tutti. Chiaramente questa si sa che è una stagione di passione, nel senso che sarà una stagione nella quale difficilmente un albergo riuscirà a chiudere un bilancio in pareggio. È una stagione nella quale andremo a perdere soldi tutti. Andranno a perdere soldi chi non apre, andrà a perdere soldi anche chi apre. Una stagione di transizione, una stagione nella quale stiamo mettendo i ferri in acqua per la stagione invece del 2021, che auspichiamo essere una stagione di ripresa, non sicuramente sui numeri 2019, neanche quella, perché per ritrovare i numeri 2019 le nostre stime bisogna arrivare al 2023. Quindi tra 3 anni si potranno avere i dati del 2000, quindi si potrà recuperare quanto, diciamo, perso? Non c'è il rischio che qualche struttura sia costretta a chiudere o comunque insomma a tagliare, perché si parla di un tempo lungo, anche se poi magari nel turismo non è poi così, però insomma fa impressione sentire la data del 2023. Si figuri l'impressione che fa a me il doverla pronunciare. È una stima a livello nazionale, questa non è una stima fatta da me in casa, è una stima a livello nazionale ed è una stima basata su quelle che sono le proiezioni di tutte le altre infinitamente più piccole crisi che abbiamo passato, perché se lei pensa all'11 di settembre, se lei pensa all'anno delle alghe, a fronte di quest'anno sono cose risibili. E l'anno prossimo sarà una stagione quasi normale, voglio dire, perché si spera, ecco, sia chiaro, si spera che sia una stagione quasi normale, senza virus, col vaccino trovato, eccetera. Però la predisposizione a viaggiare rimarrà ancora l'anno prossimo, insomma, la gente penserà ancora a casa mia sono più sicuro. Ecco, la sindrome della casa mia sono più sicuro è la sindrome che contagia il mondo del turismo immediatamente non appena si affaccia una qualche criticità. Ascolti Presidente, qualcuno aveva parlato per permettere di respirare un po' e di recuperare un po', in parte, quanto perso, di prolungare l'anno, diciamo così, estivo, il periodo estivo, e quindi si spingeva per, ricordo la proposta del sindaco di San Michele al Tagliamento, che diceva le scuole cerchiamo di non farle iniziare i primi di settembre, ma magari un po' più avanti, o
magari facciamo delle settimane corte, quindi per permettere poi ai turisti di prossimità, perché da quello che capiamo sarà soprattutto un turismo di prossimità quest'anno, di magari fare un fine settimana un po' più lungo nelle nostre località. Potrebbe essere una soluzione dal suo punto di vista? Magari se lei chiede a qualunque albergatore quando dovrebbero incominciare le scuole, le risponde dal 1° ottobre in avanti, ovviamente. Certo. È pacifico, solo che bisogna anche essere realisti. Ci sono altri temi in gioco oltre a quelli degli alberghi. C'è il tema della necessità che i ragazzi riprendano ad andare a scuola, l'organizzazione, qualora i ragazzi non vanno a scuola, dove li lasciano, la mamma e il papà che lavorano dove li lasciano. Ci sono tutta una serie di articolate e complesse situazioni per cui è molto difficile. Ogni anno noi andiamo a chiedere un allungamento del periodo di vacanza dei ragazzi, ovviamente, degli scolari. Ogni anno sbattiamo contro tutta una, pur essendoci buona volontà in questo senso da parte della Regione, devo dire, però si va a sbattere contro tutto un muro di difficoltà oggettive che rendono questo provvedimento difficile da prendere. E l'idea di mettere le mamme contro gli albergatori, no, per carità. Fanno paura le mamme, anche perché sono particolarmente agguerrite, devo dire, in questo periodo. Un'ultimissima domanda, Presidente. Che turismo sarà? Più sulle spiagge, più in montagna? Ieri avevamo l'amministratore unico di DMO Dolomiti che diceva, insomma, la montagna permette spazi più aperti, quindi magari si predilige città d'arte, quindi Venezia, Verona, Treviso, Padova. Che percezione avete sul turismo di quest'anno? Un turismo davvero, abbiamo capito, diverso dagli altri anni? Ma guardi, ha usato un termine corretto, percezioni, certezze non ce ne sono. La montagna è convinta di poter essere, fra virgolette, privilegiata in questa situazione. Se lei va al mare, sono convinti di essere privilegiati al mare perché con il distanziamento degli ombrelloni, la brezza marina e tutte queste cose. La realtà non la sa nessuno ancora oggi. C'è chi dice che saranno privilegiati gli appartamenti, c'è chi dice che saranno privilegiati i villaggi turistici. Sono tutte sensazioni o quantomeno speranze da parte dei singoli operatori di quei settori. In questa fase non abbiamo nessun riscontro, anche per prenotazioni, capiamoci, non ce ne sono, quindi in questo momento è una fase nella quale da una settimana circa si sono riaperte le telefonate, arrivano molte telefonate, richieste, poche chiusure di contratti, tante richieste di informazioni, ma dovrò venire con la mascherina, ma come farete con la piscina, ma come farete con questo, con quello. E questo è già un dato positivo, il fatto che siano ripartite le telefonate, per carità, però non è che stanno arrivando prenotazioni a nastro che riempiono i tabelloni degli alberghi. Presidente, abbiamo sentito, insomma, ottimista, pessimista, preoccupato? Io cerco di essere realista sempre, così mi accusano di essere di volta in volta ottimista o pessimista. Io cerco di essere realista e di fare i conti. Ecco, di fare i conti e di basarmi sui dati. I dati che abbiamo in nostro possesso in questo momento inducono a pensare che sarà, come dicevo prima, una stagione molto dura, molto difficile, però chi vuole entrare in gioco entra in gioco e giocherà una partita che sarà difficile. Lei prima mi diceva imprese alberghiere che non ce la faranno, imprese del turismo che non ce la faranno. Ci sono già i morti nel nostro settore, ci sono già alberghi che hanno chiuso, colleghi che erano in affitto che hanno restituito le chiavi, bar che non riapriranno mai più, quindi li contiamo già. Ecco, la mia speranza è che questa stagione così disgraziata non dia la mazzata finale a quanti con grande entusiasmo e grande buona volontà si apprestano ad aprire le loro strutture. Ce l'auguriamo, speriamo che questo coraggio venga premiato. Grazie davvero a Marco Michielli, Presidente di Confturismo e Federalberghi Veneto. Grazie davvero Presidente, buon lavoro e in bocca al lupo a lei e a tutto il vostro settore. Ci riaggiorneremo tra qualche settimana quando speriamo ci siano notizie più certe su quello che accadrà come spostamenti. Grazie Presidente, buona giornata e buona domenica ancora.
Dunque, insomma, la situazione, l'avete capito, ma, insomma, le parole del Presidente Micheli sono state molto precise, puntuali, significative, insomma, recuperare nel 2023, quindi insomma 3 anni perché il turismo italiano, sono dati a livello nazionale, possa risollevarsi dopo questa pesante batosta che sta subendo, in attesa appunto che gli operatori abbiano notizie certe su quello che accadrà da qui ai prossimi giorni, se effettivamente dal 3 giugno ci sarà la riapertura degli spostamenti interregionali, se ci sarà la riapertura anche delle frontiere con i paesi europei dell'area Schengen e capire poi i paesi europei come si comporteranno. Sta arrivando il Presidente Zaia e quindi andiamo a Marghera per tutti gli aggiornamenti di questa domenica. Buona domenica. Cosa è successo? Anche maggio è finito. Anche? Anche maggio è terminato. Sì, Pentecoste fra l'altro. Grazie, un saluto a tutti, buona domenica a tutti. Passerei subito con la descrizione del bollettino, che però vedo che si è rovesciato. Cosa è successo? Allora, i tamponi sono 670.000, sono 10.000 in più rispetto a ieri. Ormai ci avviciniamo, fra 3 giorni ne avremo 700.000. Il numero dei positivi è 19.152, sono solo 6 in più. In isolamento 1.594, sono 133 persone che escono dall'isolamento, anche in queste ultime 24 ore. Questo è il dato che più scende velocemente. Abbiamo poi, perdonatemi, i ricoverati sono 385, uno in più rispetto a ieri. 385, uno in più rispetto a ieri. Le terapie intensive scendono ancora, siamo a 29 e peraltro è sceso di 1 come vedete e si è negativizzata un'ulteriore persona, quindi dei 29 solo 6 sono positivi. Totale di morti sono 1918 più 2, 1377 negli ospedali, i dimessi 3377 più 3. I nati sono 84. Allora, 2 brevi considerazioni. Intanto rispetto al bollettino, un piccolo chiarimento, no? C'è qualcuno che dice ma il Veneto ha eliminato le mascherine. No, il Veneto non ha eliminato le mascherine, il Veneto ha applicato esattamente in maniera pedissequa quello che ha previsto il DPCM. Il DPCM prevede che la mascherina la si utilizzi, e questo accade in tutta Italia dal 18 maggio, tranne che in Veneto che aveva una condizione più restrittiva. Allora noi diciamo che da domani, lo informiamo i cittadini, la mascherina va utilizzata nei luoghi chiusi, il negozio per capirci, il supermercato, l'ufficio postale, la banca, il medico, e nei luoghi aperti dove non ci sia la possibilità di avere, diciamo, il distanziamento sociale, che sono, che so, la coda fuori dal supermercato, piuttosto che se ci fosse una manifestazione. È vero che c'è il divieto di assembramento, però è pur vero che ormai, diciamo, alcune attività all'aperto si possono fare e c'è parecchia gente, non c'è distanziamento, ti indossi la mascherina. Questo vuol dire che ti porti appresso in borsa, in tasca una mascherina, te la indossi se serve, punto. Quindi andare a passeggiare senza mascherina non è una illegalità, ma si può andare a passeggiare, a camminare, a fare attività sportiva, motoria, senza mascherina. Perché poi questa è una notizia ricorrente che ci viene richiesta. E
Alla luce di questo vi dico che l'ordinanza entra in vigore dalle ore 24 di questa notte. Perdonatemi se ricordo molti aspetti che i giornalisti conoscono meglio di me, però è pur vero che abbiamo un sacco di richieste. Per dire, ci arrivano decine di richieste ogni giorno sulla circolazione, la rispieghiamo poi magari la circolazione, in auto come si va. E dicevo dalla mezzanotte di oggi, quindi entra in vigore, diciamo, il tema mascherina non più obbligatoria. Per quanto riguarda la circolazione, c'è una miriade di ragazzi che ci scrivono, mi scrivono: ma posso andare con degli amici in macchina? Sì, ma siccome non sono conviventi devono avere la mascherina. Per non avere la mascherina bisogna che stiano 1 metro l'uno dall'altro, ma capite che la macchina adesso, per carità, c'è anche qualcuno che ha delle macchine grandissime, quindi ce ne sarà uno seduto davanti e uno dietro, però in generale se non è il tuo nucleo familiare ti metti la mascherina in macchina con gli altri ospiti e non sbagli mai. Quanti possono salire in auto? Altra domanda, quello che è previsto dall'omologazione della macchina, se non 5 posti, 5 persone con la mascherina se non sono conviventi. E mi fermerei qua rispetto a questo. Anche stamattina abbiamo fatto un punto della situazione, stiamo preparando le linee guida che ormai sono quasi ultimate, come dicevamo, abbiamo già fatto quelle per i cinema e i teatri, non escludiamo di modificarle anche rispetto ad ulteriori novità che potremmo, diciamo, mettersi dentro in queste linee guida, quindi anche per avvantaggiare un po' di più un servizio che rischia di essere penalizzato. Pensate, il teatro con i numeri di oggi è effettivamente un teatro che soffre piuttosto che il cinema. Stiamo concludendo, io immagino che la volta di domani o dopodomani si concludano anche le linee guida per le discoteche. Siamo pronti con le linee guida per le case da gioco e i casinò. Vi ricordo che c'è l'ultimo lembo di attività da aprire, qualcuno dice: ma Zaia si occupa di casinò? Sì, perché ne abbiamo uno in Veneto, e tanto è vero che il confronto con il collega Totti e anche è stato spesso rinnovato proprio perché loro hanno Sanremo, noi abbiamo Venezia, per cui sono 2 casinò da riaprire. Per quanto riguarda le attività, ricordo sempre ai cittadini che dal 3 di giugno, però anche qua non c'è un provvedimento, per cui siamo in attesa di un provvedimento nazionale, quindi è bene che io lo annunci perché lo leggiamo tutti, perché anche questa è una richiesta che ci fanno. Sembra che dal 3 di giugno, cioè da mercoledì, non ci sia più il limite del confine regionale negli spostamenti. Questo va ovviamente a consolidarsi solo dopo l'adozione di un provvedimento a livello nazionale, almeno da come la vedo io. Ci vorrà un DPCM che interrompa il blocco. Prego? Un provvedimento nuovo quindi del governo? Immagino di sì. Adesso guardate, a memoria penso che se non fanno un provvedimento mi sembra che gli altri siano tutti a valere fino al 15 di giugno, per cui decadrebbero dal 15 di giugno e quindi per anticipare bisognerebbe fare un provvedimento di revoca. Comunque cercheremo di capire e daremo informazioni ai cittadini. Libera circolazione a livello regionale significa che ognuno potrà spostarsi senza autocertificazione da un posto all'altro, nel senso che non ci saranno più solo i motivi di lavoro o di salute o il tema dell'assistenza sanitaria per qualcuno o per una visita sanitaria o per un intervento chirurgico. Quindi ci sarà la libera circolazione. Resta il tema dell'approccio europeo, che ci sembra sempre più imbarazzante, a macchia di leopardo, cioè ad oggi molti dei vostri quotidiani hanno riportato un po' anche la situazione europea, no? Dei diversi limiti, vincoli, aperture, non aperture, questo sì, questo no. Insomma, la Grecia ormai è diventata il totem di questo casino. Spero che a livello europeo si adotti una modalità che sia unica. È anche vero che la raccolta dei dati non è uniforme rispetto a tutti i paesi europei, perché se tutti avessero raccolto i dati come li abbiamo raccolti noi in Italia, oggettivamente ci metteremmo poco, perché noi saremmo sempre quelli che fanno la pecora nera, però noi la gestione dei dati ce l'abbiamo avuta ed è inconfutabile questo aspetto. Quindi io auspico veramente che si possa in sicurezza pensare a un'apertura dal 3. Vi dico che per i treni
c'è un aggiornamento. Oggi siamo all'offerta pre-Covid per i treni, quindi i treni che avevamo prima, a cui si sono stati aggiunti 3 treni straordinari sulla Verona-Venezia. Allora, 3 treni straordinari sulla Verona-Venezia e 2 treni straordinari sulla Castelfranco-Venezia. Quindi 3 Verona-Venezia, 2 Castelfranco-Venezia più 10 pullman. I pullman sono per esempio da Dese, da Noale, da Spinea e così via. Perché vi dico questo? Perché nonostante questo sono sempre pieni, perché c'è il tema della riduzione del 50% dei posti. E le frecce, Presidente, anche per quadro? Sulle frecce non te lo so dire, ti parlo dei regionali. Scusami, ma non ho me l'ha dato la sola De Berti sto aggiornamento. E dalla settimana prossima su Venezia avremo anche il Bologna e il Trieste, per quelli che vengono da fuori regione. Ovviamente i treni, voi capite che non si ripagano con la partita dei biglietti, perché avendo questa riduzione del 50% che porta oltre a un minore incasso anche una maggior spesa per mettere più treni, quindi noi siamo molto preoccupati perché sembra che Trenitalia voglia mettere in discussione gli investimenti che avevamo concordato sull'acquisto di materiale rotabile o quant'altro. Sapete che io ho scritto al Presidente del Consiglio Conte e al Ministro De Micheli e per conoscenza a tutti i parlamentari del Veneto, voi avete dato pubblicità di questa lettera, l'ho mandata 2 giorni fa, per dire che noi sulla partita del trasporto pubblico locale siamo fuori con oltre 100 milioni di euro, proprio in virtù del fatto che questo è uno dei danni che questa emergenza ha creato. E prima di passare la parola a voi, faccio gli auguri a una signora, purtroppo ho dimenticato ieri, una gravissima dimenticanza, ma ieri nella concitazione delle domande e delle informazioni che volevo darvi, però è recuperabile, ha compiuto gli anni ieri, la signora Bacin Petronilla, detta Nia, 105 anni, quindi le facciamo gli auguri, ha fatto gli anni ieri, ci ha scritto e dice che tutti i giorni ci segue, quindi auguri alla signora Petronilla, 105 anni e ci prenotiamo il prossimo anno per fare gli auguri anche il prossimo anno. La signora da Riese Pio X, anzi da Spineda, che è una frazione di Riese Pio X, signora Bacin Petronilla, quindi tanti auguri signora Petronilla, anzi Nia, detta Nia, 105 anni, ben portati da come insomma ci ha contattato. E c'è poi un aggiornamento, vabbè, però ancora non siamo arrivati ai 58 milioni, ci stiamo avvicinando, siamo quasi a 39.000 donazioni, spero di darvi la bella notizia dei 58 milioni di donazioni i prossimi giorni. Passerei la parola per le domande. Allora cominciamo con Zennaro, poi Emiliano, la collega, le pensioni, la pensione, uno alla volta. Buongiorno Presidente. Ciao. Buongiorno. 2 considerazioni, 2 domande. Allora, 1918 morti, uno in più del Vajont. Ah sì, vero. È un dato che terribile. Solo col numero ti fa... il Vajont ha segnato il Veneto e sicuramente questa crisi segnerà il Veneto anche con i cambiamenti dei comportamenti, se non altro. Allora, mi interessa, lo sa, il tema dei trasporti, mi sembra il tema centrale da qua a settembre, perché se la situazione è questa con i ragazzi a casa a scuola, a settembre ci blocchiamo. Caos. Una situazione che aggraverà probabilmente i livelli di inquinamento in una zona che è già particolarmente, se non si interviene. Ecco, l'altro giorno l'assessore De Berti ha fatto un po' il quadro, dice la regione c'entra e non c'entra in cose, però serve ripensare in maniera molto forte a questo tema. Ecco, ci dobbiamo attendere qualcosa, Presidente? Ma guarda, allora, la Regione c'entra nel momento in cui interviene per il trasporto pubblico locale, ovviamente di valenza regionale. Se qualcuno mi chiede
attività che competono a Trenitalia io non ve le so dire, questo è poco ma sicuro. Guarda, questa preoccupazione, a prescindere dalla pandemia, ce l'eravamo posta con il piano dei trasporti che abbiamo presentato, insomma con una visione anche generale, e se lo leggete oggi quel piano dei trasporti è assolutamente in linea con quello che è accaduto, cioè fare in modo di dare servizi che siano di qualità ai cittadini e quindi poi il tema dell'inquinamento, altro aspetto. Stiamo lavorando su questo fronte con i nostri interlocutori. Capite che ci sono due fattori limitanti: le risorse, ma uno dice quelle le si trovano, il governo ha promesso interventi importanti, ma dall'altro è l'hardware, no? Il materiale rotabile, il treno piuttosto che il pullman. Quella cosa che ha detto sul ripensamento di Trenitalia sì, ma è preoccupante quella considerazione? Beh sì, anche perché loro fanno bilancio, però è pur vero che noi non possiamo rinunciare al fatto che avevamo un programma di fornitura di treni e avere per aprile 2021, vi ricordo, tutto il parco macchine rinnovato, oggettivamente già di qualità, ma con il nostro progetto aprile 2021 si arrivava a un'età media dei nostri treni di 5 anni, vuol dire treni praticamente tutti nuovi, e siamo l'unica regione che è riuscita a fare un accordo del genere che vale più di 1 miliardo di euro. Cioè, se adesso ci mettono in discussione le forniture o l'accordo per un tema di bilancio, io chiedo veramente che il governo possa intervenire, visto e considerato insomma, che Trenitalia è espressione del governo e questo è un servizio assolutamente pubblico e nazionale. Cioè, se pensiamo di riuscire a pagare con i biglietti questi servizi, in questa fase è impossibile. Questa fase è una fase di perdita, appunto, ma non possiamo non erogare servizi. No, beh sì, scusami, sul Vajont, guarda, io penso che il nostro Veneto ricorderà la prima guerra mondiale, la seconda guerra mondiale, ricorderà il Vajont e il coronavirus, poi tutti i cataclismi che ci sono stati, le grandi alluvioni, le trombe d'aria, tutto quello che sappiamo, i terremoti, però questi sono i 4 eventi. Guardate, hai fatto bene a ricordare, diciamo, la contemporaneità, no, dei numeri. Qua ci sono numeri che sono paurosi, stiamo parlando, se voi lo dimensionate, cioè è un paese medio del Veneto, 2000 persone, perché il comune medio è la popolazione mi sembra sia 4.500 abitanti, fate che ogni comune ha 2 o 3 frazioni, è una frazione, insomma, cioè, è un bel paese. Guardate che sono morti veri, lo dico a quei pochi purtroppo, che complottisti che continuano a dire ma voi state truccando i numeri, ma comunque sono persone che sarebbero comunque morte. Guardate, non lo si deve dire prima di tutto nel rispetto di chi ha perso la vita e in secondo luogo di tutti coloro che soffrono per queste perdite e in terzo luogo nei confronti di chi ha fatto di tutto per salvare la vita a queste persone. Noi abbiamo persone che escono dalle terapie intensive a oltre 90 anni e sono guariti. Abbiamo purtroppo persone molto più giovani che sono morte e non sono mai arrivate alle terapie intensive. Questa è la verità. Ok, torna il collega Emiliano. Presidente, buongiorno. Le volevo chiedere, prima parlando di liberalizzazione dei vari trasporti, dei vari passaggi tra regione e regione, quindi gli spostamenti, quando lei dice saremo liberi, significa anche oltre all'autocertificazione non dovremo avere fogli, vari documenti legati a sì sto bene, non ho niente, quindi cose mediche? Decisamente no, se il problema di qualcuno è dire devo andare in qualche regione, mi devo fare il tampone prima, no, non è previsto e io auspico che non sia questa una prerogativa perché si andrebbe anche a inaugurare un percorso nuovo che poi si potrebbe applicare a qualsiasi cosa. Io potrei dire io voglio essere indenne da, che so, una patologia che vengo a sapere che so, se c'è un focolaio di tubercolosi in una scuola di una regione diversa dal Veneto, potrei addirittura dire io tutti quelli che vengono da quella regione voglio che si facciano il test per la tubercolosi prima di arrivare in Veneto. Capite che con questo sistema introduciamo un principio di sanità pubblica che poi diventa un cane che si mangia la coda, alla fine restiamo tutti a casa. Quindi Presidente non ci sarà un'autorità, magari un collega noi non chiediamo nulla, che possa decidere io ti faccio entrare ma a queste condizioni?
Allora, noi come Veneto non chiediamo nulla. Il Veneto ha le porte aperte e aspetta i turisti, aspetta gli ospiti. Gli altri ho visto che stanno avanzando delle proposte, spero si possa risolvere il problema, ma non lo si risolve ipotizzando la patente di salute pubblica o la patente di immunità, perché non esiste la patente di immunità, non esiste dal punto di vista proprio scientifico. Presidente, la mia è una considerazione, una delle mie tante considerazioni, giro, mi muovo e controllo, visto il lavoro che faccio. Ieri mi sono recato in un centro commerciale, successivamente con famiglia in una pizzeria, come tutte insomma le famiglie in un momento di relax. Le linee guida sono fondamentali, il virus, come ha sempre rimarcato, è dietro l'angolo, però mi sono messo nei panni dei commercianti, di tutte queste categorie, vedo una grande fatica, c'è effettivamente paura, quindi i centri commerciali sono deserti, le pizzerie, almeno quelle che ho frequentato io, avevano neanche un decimo delle persone che di solito ospitano come clientela. Ho paura che ci siano altre chiusure future, è una riflessione, ripeto. Ma guardate, questa è la coda dell'emergenza. Vi ricordate quando dicevamo si lascia quella sanitaria, avremo quella economica? Ci siamo, peraltro tocchi un settore, e ne approfitto, che molti pizzaioli, molti gestori ci hanno contattato. Effettivamente nell'ambito della ristorazione le pizzerie sono quelle che soffrono di più, a dispetto di quello che chiunque di noi avrebbe pensato, no? C'è quel target di clientela che forse perché ha incentivato l'asporto, anche questo, forse perché li abbiamo educati ancora di più all'asporto, perché avendo introdotto norme severe sull'asporto durante il lockdown, qualcuno comunque, vi ricordate quante critiche ho preso per l'asporto? Sembrava che fossi stato un delinquente. Per fortuna che abbiamo cercato di portare un po' di risorse e non si è ammalato nessuno con le regole che abbiamo dato noi. Però obiettivamente le pizzerie sono in difficoltà. Dall'altro c'è da dire che un po' tutte le imprese non sono ripartite a pieno regime come prima. Io per questo chiedo che si aprano i confini, perché è giusto anche rientrare nella logica degli spostamenti, cominciare a ragionare, che ripartano le spiagge. Guardate, io se tornassi indietro riaprirei le spiagge il 18 di maggio come abbiamo fatto. Ieri sera ho visto in TV, c'era un gestore di Jesolo che diceva ma noi siamo pieni, però non sono ancora tutti aperti. L'importante è che comunque si inizi, perché se fosse stato come immaginate, come voleva qualcuno, ma pensiamo di proiettare tutto a fine giugno e da lì si parte, vuol dire che non è neanche un po' di abbrivio, no? Arrivando a fine giugno, cioè partire da zero a fine giugno sarebbe stato drammatico. Invece andiamo avanti in questa direzione e penso che alla fine ne verremo fuori. La recessione io la vedo ancora a V e non a U, come si dice. Ne approfitto, posso? Prego. Visto che ogni tanto esce appunto la persona, l'uomo, in questa esperienza, 101 giorni oggi, cosa, tirando un pochino se possibile le somme, si è pentito di aver fatto o non fatto e cosa rifarebbe? Grazie. Ma guardate, noi abbiamo vissuto assieme a voi 101 giorni di esperienza quotidiana, quindi l'esperienza che abbiamo accumulato in 101 giorni, se si ripresentasse il virus alla maniera del 21 febbraio del 2020 avrebbe una squadra molto diversa, molto più preparata e saremmo in grado di performare molto di più, tanto è vero che guardate nel giro, vi annuncio, nel giro di un paio di settimane depositeremo il nuovo piano di sanità pubblica, che io l'ho detto quando ho chiesto che si faccia questo piano, anche ieri ne abbiamo parlato in videoconferenza, ho detto guardate che dovete schierarmi l'artiglieria pesante, cioè io voglio un esercito schierato, e rafforzando ancora di più il territorio, rafforzando ancora di più quelle scelte che abbiamo fatto. Pensate solo che oggi dire ai veneti apriamo 10 ospedali Covid è una roba normale, dire ai veneti riapriamo 5 ospedali che erano chiusi è una roba normale. Noi allora siamo partiti da zero, cioè io sono stato criticato perché ho chiuso Schiavonia, che oggi risulta essere una banalità se ci pensate. Abbiamo avuto le proteste fuori dall'ospedale perché abbiamo chiuso Schiavonia. Per cui direi che l'esperienza ci è servita, diciamo che siamo riusciti a fare esperienza limitando i danni.
perché questo è fondamentale, cioè insomma i dati che abbiamo noi sono di gran lunga al di sotto, diciamo, dei parametri medi che vengono considerati, ma non solo a livello nazionale, anche a livello internazionale. Pensate cosa sta accadendo negli Stati Uniti, cioè noi abbiamo il mito americano, cioè io non avrei mai pensato in vita mia di vedere le fosse comuni a New York, ce le avete viste anche voi? In Brasile, vi ricordate quando vi dicevo nelle tabelle non è possibile che il Brasile abbia solo 4.000 contagiati, non è possibile, avete visto cosa è accaduto? Il virus, se lo cerchi lo trovi, se non lo cerchi non lo trovi, ma ti accorgi di averlo quando è troppo tardi. E ci stiamo attrezzando bene, questo lo potete scrivere, anche perché noi non ci possiamo permettere di fare errori il prossimo giro. Grazie Presidente. Prego. Adesso Alda Panzani, poi Anna Maria Parisi e poi Selmaso. Presidente, buongiorno. Ciao, a proposito del nuovo piano di sanità che ha appena annunciato, quindi cos'è che succederà nei prossimi giorni? Cioè, visto che ci stiamo avvicinando ai contagi zero, a situazione che si sta normalizzando, apertura di tutte le attività, gli ospedali che sono stati riaperti, quelli vecchi, saranno chiusi, quelli trasformati in Covid hospital saranno riconvertiti? La normalità dipenderà, dovrebbe interessare anche tutto l'aspetto sanitario, no? Certo, vi posso solo dare delle anticipazioni. Gli ospedali chiusi, riaperti, i vecchi ospedali per capirci, nei quali noi abbiamo creato 740 posti letto, sono 5 ospedali, sono Valdobbiadene, Monselice, Zevio, Bussolengo e Isola della Scala. Magari poi se volete vi mandiamo anche una tabellina con i posti letto. Sono 740 posti letto nuovi, perché noi abbiamo preso gli edifici vuoti e li abbiamo riallestiti. Fortunatamente non li abbiamo utilizzati, quindi ringrazio gli alpini, tutti i volontari, i carabinieri in pensione, la protezione civile, tutti quelli che hanno lavorato. A quelli diamo un colpo di chiave e li teniamo lì, pronti per l'autunno. Quindi giù le mani da questi ospedali, che nessuno si avventuri con robe, come si può dire, a parte il fatto che dobbiamo decidere noi, non c'è nessun altro da vedere. No, ma siccome ogni tanto nasce il comitato che ha capito tutto della roba, stanno lì, pronti con le chiavi, cioè nella condizione di andare solo a dare una spolveratina e ripartire, perché io non posso arrivare a ottobre con una reinfezione e avere smantellato queste strutture. Stiamo pensando a contingentare il numero di tende che sono allestite, e lo qua lo sta seguendo l'assessore Bottacin, le tende esterne riscaldate, sì, quelle del triage, ove possibile, cercando di, come si può dire, di disingolfare un po', visto e considerato che ormai in alcuni casi non sono proprio più, e anche perché dobbiamo avere il magazzino pronto se accadesse qualcosa su altri fronti. Vi ricordo, queste sono tende da protezione civile, se non è che possiamo andare a smontarci se viene un'alluvione, un terremoto o qualcosa, o una catastrofe, tutto quello che può accadere. Beh, Tosati, però è il ruolo della protezione civile programmare, e penso che oggi, voi sapete che noi questa programmazione l'abbiamo fatta anche per il coronavirus, forse più di un mese in anticipo rispetto alle direttive internazionali e nazionali. Gli ospedali Covid, vi annuncio che di fatto smontiamo solo le terapie intensive, definiamole ingombranti, che sono quelle che abbiamo allestito nelle sale operatorie, ma lasciamo tutto il possibile e inimmaginabile sia sulle intensive che sulle semi-intensive, addirittura lasciando anche dei reparti che non erano utilizzati a livello ospedaliero già allestiti per il piano d'attacco. Punto, mi fermo qui. Alda, me la può spiegare meglio, per favore, Presidente? Abbiamo Villa Salus torna a fare l'ospedale Villa Salus, però tutto quello che abbiamo allestito resta lì pronto, visto considerato che non è un impiccio avere un respiratore piuttosto che una terapia semi-intensiva. Cioè il pronti via, il prossimo giro sarà un pronti via con giro di telefonate, non andremo più a cercare il camion di respiratori in Svizzera o il magazzino
in Cina che ci mandi mascherine, perché abbiamo già 6 mesi di fabbisogno, 24 milioni e mezzo di mascherine già comprate, per cui noi abbiamo 6 mesi di fabbisogno. Vi ricordo sempre il dato, che voi sapete ormai meglio di me, ma è bene ricordarlo, perché spesso qualcuno dice ma non avevano le mascherine perché non hanno programmato. Azienda ospedaliera di Padova, 950 camici al mese prima del coronavirus. Azienda ospedaliera di Padova con il coronavirus 4.500 camici al giorno. Del resto, se voi ci pensate, quante persone avete visto con la mascherina negli ospedali prima del coronavirus? Non siamo ipocriti, non si utilizzava la mascherina, se lo si utilizzava in sala operatoria o per qualche attività diciamo che canonicamente prevede la mascherina, che so il dentista piuttosto chi fa delle manovre invasive. Il pronto soccorso, neanche a pronto soccorso, vero? Quindi Alda, mi fermo qui. Comunque il piano in redazione, noi abbiamo già visto assieme agli assessori e all'assessore Lanzarin per la parte sanitaria già una bozza, però vogliamo che sia un piano che sia, come si può dire, un protocollo di intervento ben codificato. Voi se sapete che ci sarà la reinfezione avrete il piano e dice boh, adesso scatta questo. Sarà che chiamate e dite boh, cosa succede adesso? Avete già il protocollo di intervento già stabilito, come ce l'avevamo a gennaio peraltro, perché quando il 21 febbraio ci furono i primi 2 contagiati, alle 6 di sera noi eravamo nella task force di Padova perché era previsto dal piano la convocazione della task force. Ok, Anna Maria Parisi. Sì, Presidente, buongiorno. Ciao. Dunque, tornando alle mascherine, quindi da domani, per un chiarimento per tutti quelli che ci stanno ascoltando, vietato togliere le mascherine nei negozi, dalle estetiste, dalle parrucchiere, nei luoghi chiusi, sui mezzi pubblici. Certo. E bisognerà continuare a effettuare la prenotazione, ad esempio dalle estetiste, dalle parrucchiere, corretto? Anche perché sennò non mi fa le cure. Ecco, sì, era perché se no poi esce fuori un messaggio diverso, quindi giusto per precisare. Bisogna sempre mantenere quello che è il buon senso, no? La mascherina non è un'imposizione, perché ieri qualcuno mi ha detto ma a Venezia le calli sono piene, vogliono una deroga. Dice, ma cosa vuol dire una deroga? La deroga è un farmaco, non la si dà, c'è un salvavita. Quindi la mascherina tu la porti quando c'è confusione, quando c'è troppa gente vicino a te o devi stare ravvicinato a delle persone, anche una persona sola che non sia un tuo convivente, o in tutti i locali chiusi. Non ci si sbaglia, la si tiene in tasca e via. A camminare, passeggiare non serve la mascherina. Un'altra cosa, è appena uscito sul sito, cambiando argomento, torniamo alla questione turistica, con la Grecia che ha aperto all'Italia e sul sito ha aperto all'Italia. Che avrà visto i numeri dei turisti. Però sul sito dell'ambasciata ellenica a Roma si legge che c'è la quarantena obbligatoria per chi torna da 4 regioni, e cioè da luglio questo. Veneto, Emilia Romagna, Piemonte e Lombardia. Esperti della sanità, quelli della Grecia. Ma guardate, io ho sempre avuto il mito della Grecia, no? Cioè, tutti noi l'abbiamo. Eracleonte, ma se era da Gela, Eracleonte. Vabbè, però è Magna Grecia quella zona lì, ci stava. E pensare che la culla della cultura, dell'antichità, di tutto quello che comporta la Grecia, i filosofi, la Repubblica Veneta, le repubbliche marinare, tutto quello che vi viene in mente, no? Pensare che si sono ridotti a fare gli editti per escludere il Veneto, che ha legami a doppio filo con la Grecia, io lo trovo assolutamente allucinante. Mi chiedo gli operatori greci cosa pensino in questa fase, perché i turisti non è che vengono loro da noi, sono noi che andiamo da loro. Quindi sappiano che non ci vedono più, punto, perché è inevitabile, no? Se ci chiudono in questa maniera la porta in faccia, a meno avessero chiesto informazioni, io dico, il Veneto è a disposizione della comunità greca in maniera costruttiva per mostrare le carte. Poi magari se vogliono andiamo a fargli noi, chiamo il professor Crisanti, un giro di tamponi a casa loro e facciamo una prova. Vediamo che
che incidenza hanno, perché non c'è un paese indenne dal coronavirus. Cioè, dire io sono indenne dal coronavirus è come dire nella mia terra non c'è la tubercolosi, nella mia terra non c'è, che so, l'epatite o altra roba. Ma come si fa a dire una roba del genere? E noi non siamo degli appestati. Cioè, ci mancano anche rispetto. Ma non sto scherzando. Vabbè, ci sarebbe il Ministero degli Esteri, però vabbè, lasciamo perdere questo. Cioè, l'ambasciatore o chi per lui, insomma, noi siamo a disposizione, loro devono togliere la nostra regione dal bando, punto. Perché non esiste che io vedo il nome del Veneto in giro per il mondo in un epitafio dove si scrive che siamo degli appestati. Non si fa così. E la Grecia è in Europa, è fra l'altro in Schengen. Passiamo a perdere l'Europa, non si è capito dov'è. Non serve essere anti-europeisti per dire queste robe, L'Europa è totalmente assente, come al solito. Albino Salmani. Presidente, buongiorno. Ciao Albino. Noi oggi siamo riusciti a ricostruire quello che è successo nelle settimane cruciali prima dell'emergenza di Euganeo e dello scoppio della vera pandemia. Ecco, io le chiedo questo, cioè dalla nostra ricostruzione emerge appunto che il Veneto è partito con un mese di anticipo rispetto al resto d'Italia. Ecco, non è che io le voglio fare i complimenti, ma sarebbe difficile. Ecco, non è compito mio, però è compito anche mio. perché non me li fate mai sul vostro giornale. No, glieli facciamo. Il compito mio è. Sto parlando, ce ne sei parte in causa, cioè. Sto parlando di lui. C'è già Emiliano che ci pensa. Ma l'avevamo nominato ambasciatore. Adesso Anna Maria adesso ti si è alleata anche con io. No, è che l'altra volta ho cercato di fare l'interprete della mia domanda, si ricorda, quella che non era stata posta chiaramente per Comunque Presidente, se consentita la parentesi ironica, noi avevamo pensato di nominare Emiliano come ambasciatore durante i dialoghi che lei ha per il suo continente veneto con l'omologo governo italiano, Presidente Conte, perché pensiamo che Emiliano sia in grado di parlare un perfetto dialetto veneto, ma ecco, a parte questa digressione, no, allora appunto noi qui abbiamo capito che già dal 10 gennaio l'azienda ospedaliera di Padova aveva fatto partire il primo ordine di acquisto dei reagenti per avere una scorta per i tamponi in casa, e poi dal 22 gennaio c'è la prima lettera di convocazione ufficiale nostra del piano che noi abbiamo finito Zaia Russo, e questo dimostra che il Veneto si è mosso con largo anticipo. Allora, lei ha avuto innumerevoli conferenze con i governatori con il ministro Boccia. È mai possibile che come dire, a Roma il Ministero della Sanità non abbia fatto scattare come dire, un piano così talmente efficace e sicuro come avete fatto voi? Perché non siamo riusciti a dare una risposta organizzata in tutto il paese simile a quella del Veneto? È questo che io le chiedo. Ci faccia capire come. Hai votato al referendum per l'autonomia? Certo, 3 volte sono andato a votare. No, sai, c'è un adagio veneto. E ho sempre trovato purtroppo il segno chiuso. Mentre parlavi, visto considerato che c'è chi fa la raccolta delle mie dichiarazioni, c'è un adagio veneto che rende l'idea: il cane di tanti paroni muore di fame, cioè il cane di tanti proprietari muore di fame. Ce ne sono troppi a Roma che vogliono dirla loro, cioè bisogna essere operativi. Penso che sia accaduto questo, no? Perché se tu cominci ad avere consulenti dappertutto, ognuno dice la sua. Voglio ricordarvi che sono i consulenti che dicevano che la mascherina non serviva, che serviva solo ai sintomatici. Voi capite che se si perdevano in queste discussioni tra di loro sulla mascherina, nel frattempo il tempo passava, quindi ho l'impressione che forse sia un tema anche di catena di comando, no? A questo punto. Ma la catena di comando, come dire, troppo lunga. Ecco, ho capito. E quindi però la competenza della sanità è in capo alle regioni, quindi da questo punto di vista il fatto di avere. Non nella fase emergenziale. Nella fase emergenziale la regia è nazionale. Prova ne sia che viene dichiarato lo stato d'emergenza e poi vengono date le linee guida. Prova ne sia che il governo interviene. Avete visto anche sul dibattito sulla Lombardia, si dice ma il governo aveva gli strumenti per
fare il lockdown se decideva, cioè noi non è che potevamo opporci al lockdown, io non mi sono opposto al lockdown di Vo piuttosto quello che è accaduto, tutto qua. I sindaci hanno rinunciato alla propria piana. Sì, cioè vengono meno alcune prerogative, no? Però mi pare di capire che ci vuole un maggiore coordinamento da questo punto di vista, perché se il modello Veneto funziona, perché non può essere replicato con le stesse linee guida altrove? Non è che io lo voglia imporre agli altri, ma mi pare che sia una scelta razionale e logica tentare di prendere appunto il modello migliore sotto il profilo dell'efficienza sanitaria e allargarlo anche agli altri. Perché questo non è avvenuto? Qual è la catena di comando che blocca anche le cose semplici che in questo paese si possono fare a costo zero? Ma guarda, tu sai che l'autonomia è una vera assunzione di responsabilità, a Roma la vivono come una sottrazione di potere, perché poi questo è vero, no? Ci sta che davanti a un interesse nazionale sanitario ci sia una regia nazionale. Io, guarda, ve lo dice un autonomista incallito, nel momento in cui l'interesse va fuori dai confini di una regione è giusto che ci sia una sintesi, ma chi fa sintesi la deve fare velocemente. Vi ricordo che noi abbiamo assistito per settimane a dibattiti tra scienziati in televisione, cioè li avete visti tutti, e vi ricordate quando io vi dicevo non c'è un libretto uso e manutenzioni del coronavirus? Mai l'abbiamo visto noi. È ovvio che si mutueranno le buone pratiche, si mutueranno le esperienze positive e negative che tutti noi abbiamo fatto. E vi dirò anche la verità che oggi, onestamente, lo si vede dai vostri articoli, io lo leggo, c'è stato un assettarsi delle diverse realtà regionali. Ormai guardate il tema tamponi, se era il tampone questo sconosciuto a febbraio, oggi cioè, è normale fare tamponi e farne anche tanti, quindi penso che non sia più un problema la diagnostica, ad esempio. Alcune regioni sono state penalizzate dall'organizzazione. Pensate al fatto che se una regione non era organizzata con un sistema multicentrico di diagnostica, noi abbiamo 14 laboratori che fanno tamponi, si sono ritrovati in difficoltà. Noi abbiamo avuto la fortuna di aver avuto il professor Crisanti che ci ha indicato l'acquisto di quella macchina che andava in alternativa a tutte le macchine che già avevamo, che si sono ritrovate senza reagenti, perché anche lì la multinazionale ci ha detto non vi diamo più reagenti. Tanto è vero che, ad esempio, l'esperienza cosa ci porta a dire, l'ho già detto all'azienda zero, d'ora in poi quando si compra una macchina ci deve essere una fiduzione della fornitura dei reagenti all'Ibitum, perché noi dobbiamo comprare macchine, sti qua in piena emergenza ci dicono basta reagenti, perché il mondo vuole i reagenti, allora che macchina mi hai dato? Come non averla? Voi sapete che abbiamo macchine che non stiamo utilizzando, in tutta l'emergenza non abbiamo utilizzato, o poco le abbiamo utilizzate perché rispetto al loro potenziale. No, per i reagenti, appunto, l'altro modello importante realizzato a Padova è che avete i cosiddetti reagenti fatti in casa, al di là delle battute di Crozza, però il dato importante sotto il profilo scientifico è che intanto costano poco e poi, come abbiamo oggi non ti dà dipendenza da nessuno. Appunto, finito il test sul coronavirus, puoi fare quello sull'HIV, puoi fare quello sul morbillo, quindi è una grandissima economia di scala e consente, come dire, ecco, nemmeno questo è riuscito, come dire, a imporre come modello alle altre regioni. Ma sì, guarda, spendete poco, perché il ministro della Sanità non ha il coraggio di dire tentate di fare dove possibile almeno un sistema. Io ne ho parlato con il commissario Arcuri, che peraltro devo dire si è informato rispetto al modello Veneto, rispetto ai reagenti o quant'altro, per cui ne ho parlato e penso che il modello Veneto rispetto anche a questo tema dei reagenti sia assolutamente sotto la lente di ingrandimento. Considerate che noi l'abbiamo fatto durante il pieno della tragedia, per cui non eravamo nelle condizioni di poter espandere questo modello, ma di gestirlo in casa sì. Comunque noi abbiamo sempre dato informazioni a tutti coloro che ci chiedevano. Cioè io ho mandato il nome della ditta che ci ha fornito la macchina a tutti i colleghi che mi hanno chiesto informazioni, non c'è mai nessuno che non si è trovato una porta chiusa. Allora si era prenotata prima la collega seduta lì in fondo, se ti avvicini magari così si sente.
dal microfono. Scusi Presidente, buongiorno. Una domanda, molti chiedono che cosa significhi ritornare a un'emergenza. Oggi finalmente lei ha detto noi siamo pronti anche per un terremoto, per un meteorite, per qualsiasi cosa capiti, e questo ci dà la dimensione, no? Cioè noi siamo pronti. Però riguardo, tornando invece al coronavirus, cosa significa? Perché vengono usati i morti ancora per criminalizzare la Movida. Visto, ieri c'era la Movida, oggi ci sono 80 morti. No. Ecco, appunto, lo sappiamo benissimo, ma noi facciamo uno sforzo anche per chiarire cosa vuol dire tornare all'emergenza. Vuol dire nuovi positivi, vuol dire terapie intensive, vuol dire che cosa? Quantifichiamola. Ma guardi, la ringrazio per la domanda. Intanto diciamo che i morti e soprattutto le terapie intensive, che peraltro sono sempre in calo, i 29 pazienti in terapia intensiva, e i morti sono pazienti problematici che spesso sono lì anche da quasi 2 mesi in ospedale. Cioè noi abbiamo casi che ci stiamo trascinando da un paio di mesi. Quindi non c'è una connessione tra il morto di oggi e la piazza piena di oggi, assolutamente, ma è anche impensabile oltretutto. Dall'altro la reinfezione si va a concretizzare con l'innalzamento, ma abbiamo un modello ben chiaro, con la nuova impennata dei carichi nei ricoveri, delle terapie intensive e ovviamente dell'innalzamento dei positivi trovati. Oggi abbiamo un contagio che allo 0,6 per 1000 dal dato di oggi ci dà, forse anche più basso, cioè ormai è rarefazione. Certo è che quando vedremo questo dato che comincia a muoversi verso l'alto, lo intersettiamo nel giro di qualche giorno, lo vediamo già, perché la curva poi ci dà la proiezione. E rimane valido quell'R con 0? Sì, i 2 parametri, sì, R con T e R con 0. Esatto. Adesso come siamo? Ma noi siamo sotto l'1, siamo 0,63 se non ricordo male oggi. 0,65. Sì, ma insomma sono dati assolutamente... Non sono da emergenza epidemiologica, non sono epidemia, pandemia, non sono niente. Grazie. Prego. Prego, collega. Buongiorno a tutti. Buongiorno. Il nuovo piano di salute pubblica, se può anticipare, che cosa prevede per la medicina del territorio? Che tipo di nuovi strumenti, Guarda, investimenti? Non anticipiamo nulla, cioè, mi fermo a quello che ho detto prima, per un semplice motivo, che il territorio lo vogliamo ancora rinforzare e rafforzare, e lo facciamo dai medici di base, alle USCA, tutte le attività che facciamo, all'infermiera del territorio, però ci fermiamo prudenzialmente a dirvi queste cose. Poi vi diamo un piano cartografato, io spero di darvelo nel giro di una decina di giorni, massimo 2 settimane, dopodiché ne parleremo quando avete il piano. Chiederle, ho letto sulla prima pagina del Messaggero che il governo starebbe pensando di bloccare gli accessi delle persone che arrivano da quei paesi che ci hanno messo al bando. Lei ieri ha detto no, il Veneto è aperto a tutti, no, rimane di cui... Il Veneto non chiude a nessuno. Grazie. Cioè, la terra più ospitale del mondo, che è il Veneto, non chiude a nessuno. Io sono qui da 10 anni, non ho mai messo al bando nessuno. Qui tutti sono ben accetti, punto. Anzi, quelli che mandano via gli altri, che vengano pure qui da noi, che un posto glielo troviamo sempre. Altro? C'è Alda? Ma solo un chiarimento, Presidente. Prego, Lei Alda. prima, a proposito della Grecia, ha detto devono togliere la nostra regione dal bando. Era un lapsus, nel senso che intendeva l'Italia, oppure era proprio il Veneto? No, io parlo da governatore, parlo del Veneto. Cioè perché... Sì, ma potrebbe verificarsi, che ne so, che la Grecia dica sono così stati bravi in Veneto per cui divieto di andare ovunque tranne che in Veneto. Poi c'è il problema di... No, ma io l'ho detto, sai perché? Prima di tutto perché parlo per il Veneto, non mi voglio arrogare, diciamo, competenze che non ho. C'è un ministro degli esteri, lo farà lui la richiesta per l'Italia. E dall'altro dico anche un'altra cosa, che parto dal presupposto che la Grecia ha messo solo alcune regioni al bando. Per cui non è un voto per pieno, vuol dire che ce ne sono già 16 che non c'entrano niente con il bando. E dico, vabbè, io vorrei andare con le 16. Però sul serio, guardate, dateci una mano a comunicare questo appello alla Grecia. Cioè non esiste una faccia, una razza, ce lo diciamo tutti, cioè è la stessa frase, cazzo, Grecia e Italia, cioè.
Non esiste che i greci ci fanno sta roba. Me la sarei aspettato da tutto, ma non da loro. Ho l'impressione che i governanti siano assolutamente disconnessi rispetto al popolo greco. Di questo ne ho la certezza, perché gli operatori greci che conosco io non sono di questa opinione. Non è folta la comunità greca qui in Veneto, ma se riuscite a rintracciarne qualcuno, vedrete che vi diranno quello che vi sto dicendo io. Siamo una grossa comunità a Venezia, siamo una grossa comunità. Grossa comunità è una parola grande. Cioè. Allora, se è concluso, volevo dire due robe. C'era aspetta, perché c'ho sempre le ciliegie, perché ieri c'era Marostica, Maser ha scritto subito. Vi ha mandato le ciliegie. Ringrazio il sindaco Claudia Benedosca, ve le ha mandate, ce ne sono anche di più da quel che ho capito, sono i duroni. E mi ricorda che purtroppo quest'anno anche loro oggi hanno fatto l'inaugurazione virtuale a Villa Barbaro, a Villa Maser, della mostra delle ciliegie di Maser. I turisti, gli avventori che arriveranno verranno intercettati a Villa Barbara e poi verranno indirizzati per l'acquisto nelle diverse aziende. Sono 40 aziende espositrici, quindi ringrazio il sindaco Benedos, tutta l'amministrazione comunale, le associazioni e la Proloco che tutti gli anni fanno ovviamente la mostra delle ciliegie di Maser, e quest'anno mi hanno detto le ha mandate stamattina per voi, per cui sono un omaggio per voi, e dopodiché sono qui per voi. Poi voglio ringraziare Dolce Regno di Vicentin Vanessa, che è una pasticceria di Mogliano Veneto, ci ha portato un dolce che adesso vi faccio vedere, e così i miei detrattori saranno felici quando vedranno piantare il coltello per tagliarlo, no? E so che non si offenderanno, e lo metto a disposizione, così poi ognuno di noi darà il commento su questo dolce. Quindi ringrazio Dolce Regno che ha mandato ovviamente questo dolce. Eccolo qua. Eccolo qua. Mi hanno garantito che è un dolce comunque. E dimmi. No, stai togliendo la poesia, eh? Sì, certo, no. Sul piano di sanità, cioè lei ha quantificato anche gli investimenti che sono necessari, perché li stiamo quantificando. Questo sarebbe importante, soprattutto per capire se il governo poi sta facendo le stesse cose. Ma sai, scala nazionale, e quante risorse dovrà trovare. Ma guarda, se arrivano questi miliardi dall'Europa, da quel che si è capito, io spero che il governo li destini anche all'edilizia ospedaliera, perché noi possiamo veramente rifare grandi scelte di natura ospedaliera e territoriale con questi investimenti. Ma ad oggi, Albino, non è possibile fare cifre. Dobbiamo vedere il piano e dopo sì, ovvio che lo andiamo a quotare questo piano. Io non avrei altro da aggiungere. Ah no, sì, la tagliamo, c'è con un coltello per la tagliare. Lo deve fare. Se ci portate il coltello così lo tagliamo e vediamo di cosa è fatta sta torta. Però sono stati creativi, eh? C'è il coronavirus. Bandiera del Veneto. La mascherina. Come si chiama? Cake design questo, no? Grazie. Possiamo tagliare l'assessore? Si toglie la soddisfazione? È proprio una torta. Ma gliela fate vedere a Crozza questa? Tra le varie scatole. Crozza deve imparare l'addizione, il Veneto se Veneto. Grazie, buongiorno a tutti e buona domenica. Domani c'è la dottoressa De Silvestro, grande appuntamento perché avremo un quadro del plasma iperimmune, avremo un quadro della banca del plasma, la raccolta, insomma avremo un punto della situazione che ritengo positivo, e in settimana avrete altri professionisti della sanità. Grazie.
oltre ad avere poi la presentazione nei prossimi giorni anche di 2 importanti delibere che adotteremo rispetto all'RSA e rispetto al territorio. Bene. Potete chiudere la trasmissione? Sì. Rieccoci in diretta, si è dunque conclusa la conferenza stampa del Presidente Zaia, tra pochissimo ci collegheremo con Anna Maria Parisi che ha seguito per noi il punto per capire quelli che sono gli elementi fondamentali, più importanti emersi. Diciamo che su tutti ha parlato della volontà di depositare tra un paio di settimane un nuovo piano di sanità pubblica con quell'artiglieria pesante di cui aveva già parlato giorni fa il Presidente Zaia, per trovarsi pronti nell'eventualità ci sia una nuova ondata di virus, quindi se nel caso il coronavirus dovesse ripresentarsi, ci sarà, resterà, lo abbiamo capito, insomma, anche nei prossimi mesi, ma nel caso dovesse ripresentarsi con violenza come è accaduto nei mesi scorsi, ecco, il Veneto vuole trovarsi preparato e quindi gli ospedali che erano chiusi, che sono stati riaperti, quei 5 ospedali resteranno lì pronti, chiavi in mano, sarà sufficiente insomma darci una pulita, e la stessa cosa anche per i Covid hospital, verranno dismesse solo le terapie intensive più ingombranti ma resteranno pronti, quindi ha detto il Presidente basterà una telefonata per riavviare la macchina, quindi il Veneto vuole trovarsi pronto in modo più assoluto a questa eventualità. Ci auguriamo che non sia così, ma nell'eventualità il virus dovesse ripresentarsi con forza, il Veneto vuole trovarsi pronto. Scusate, intanto volevo farvi vedere, vedo che la regia l'ha già inquadrato, con le immagini che arrivano dal Ponte della Libertà a Venezia, praticamente bloccato con auto in coda. Eccole qua le immagini, e sappiamo che, che in redazione mi avvertono le colleghe Lina Paronetto e Daniela Sezzia, stanno arrivando diverse telefonate di cittadini che chiedono che cosa sta succedendo. Tra l'altro anche sul sito del comune si avverte che il Ponte della Libertà è completamente bloccato, parcheggi esauriti in Piazzale Roma, veicoli deviati al parcheggio dei Petroli, lo comunica la centrale operativa della Polizia locale. C'è stata una concomitanza probabilmente di eventi, bisognerà poi capire esattamente. Allora, si sa che c'è in corso una manifestazione a Mestre da parte della comunità del Bangladesh, se non ricordo male. In Laguna, in Bacino San Marco, c'è stato un incontro di alcune imbarcazioni, visto che non ci sarà la Vogalunga, ecco, si sono ritrovate alcune imbarcazioni, una specie di ritrovo, una rimpatriata, appunto, visto che non ci sarà la Vogalunga, una sorta di incontro, però poi si sono dirette in punti diversi della laguna. Fatto sta che probabilmente, visto la giornata così un po' incerta, molti, anziché andare in spiaggia, hanno deciso di ritornare a visitare la splendida Venezia, al momento senza il flusso di turisti che siamo abituati a vedere in circostanze normali, visto che appunto al momento le frontiere sia regionali ma anche con i paesi esteri sono ancora chiuse, e quindi probabilmente questo ha causato questo lungo incolonnamento, e già questa mattina i parcheggi di Piazzale Roma completamente esauriti, quindi questo al momento quello che sappiamo su questo traffico intenso lungo il Ponte della Libertà. Abbiamo visto anche nell'immagine cittadini che si dirigevano a piedi verso il centro storico di Venezia. Allora, non so se abbiamo già Anna Maria Parisi in collegamento, non la vedo nel monitor. Intanto vediamo un attimo insieme anche i dati che restano fondamentali in questo momento. Vado a recuperare la tabella con i dati che sono stati resi noti in conferenza stampa dal Presidente Zaia. Allora, vediamo un attimo, vado ad ingrandire.
Ecco qui, allora, per quanto riguarda i tamponi sono oltre 10.000 tamponi eseguiti ieri in Veneto e il governatore ha detto puntiamo tra 3 giorni ad arrivare a 700.000 tamponi. Aspettate che provo ad inquadrare un po' meglio la tabella in modo che possiate vedere meglio. Complessivamente sono 19.000, proviamo anche ad ingrandirla, portate pazienza, scusate, ecco qui. Allora, sono 19.152 complessivamente i casi positivi in Veneto, 2 in più rispetto al bollettino di ieri sera. E ancora sono 1.500 i casi attualmente positivi, 15.734 i negativizzati e 1.594 i soggetti in isolamento, 133 in meno rispetto al bollettino di ieri sera. Per quanto riguarda poi, quindi abbiamo detto che ci sono 2 casi in più rilevati questa mattina, quindi diciamo che rimane positivo il rapporto tra numero di tamponi fatti, perché insomma su 10.000 tamponi fatti solamente 2 sono risultati positivi. Come positivo rimane il numero dei ricoveri, siamo a 385 persone ricoverate, meno 10 rispetto al bollettino di ieri. E di queste 112 ancora positive. Scende di un'unità il numero dei ricoverati nelle terapie intensive, siamo a 29 e solamente 6 sono i casi ancora positivi. Complessivamente sono 1.918 le persone che hanno perso la vita dall'inizio dell'epidemia in Veneto, con 2 casi in più, 2 decessi in più rispetto a ieri, quindi 2 persone che hanno perso la vita nelle ultime ore. E un collega ricordava appunto che 1918 persone che hanno perso la vita, faceva riferimento ad una tragedia che ha segnato la storia del Veneto, la tragedia del Vajont. Ebbene, un morto in più rispetto alla tragedia del Vajont. Questo è il quadro, insomma, per quanto riguarda i dati ancora incoraggianti. Il Presidente, che poi è tornato naturalmente a parlare dell'ordinanza che da domani sarà in vigore, quindi a puntualizzare quelli che sono le novità, in particolare sull'uso della mascherina. E ha ricordato poi che domani sarà presente nella consueta conferenza stampa, che naturalmente anche noi seguiremo in diretta, la dottoressa De Silvestro, che sta seguendo tutta la vicenda del plasma e della più grande banca del plasma che la Regione Veneto ha voluto mettere in piedi, richiamando tutti quei pazienti guariti dal coronavirus perché donino appunto il plasma, che venga poi raccolto in questa banca per essere pronto ad essere utilizzato con i malati come appunto cura, terapia, visto che ha dato ottimi risultati la terapia del plasma, e quindi poterla utilizzare ed essere anche qui pronti in un'ottica di possibile recrudescenza del virus a partire dall'autunno, anche se sappiamo com'è la comunità scientifica durante questa epidemia sia stata abbastanza divisa sui vari punti di vista, sulle varie opinioni, proprio per quanto riguarda la recrudescenza, un'eventuale recrudescenza. C'è chi dice, ci sono alcuni esperti che dicono potrebbe ritornare appunto in autunno. A dicembre in particolare, quindi già si identifica un periodo dell'anno preciso. Nel sito, se riusciamo a vederlo, del Corriere della Sera, l'infettivologo Francesco Lefò che dice a luglio la circolazione calerà ancora e l'epidemia non potrà riprendersi in fretta. Dice seconda ondata a dicembre ma meno feroce l'infettivologo appunto, e su questo punto anche altri scienziati, diciamo così, che confluiscono su questa idea che possa ripresentarsi ma con meno virulenza, con una forza minore, quello che ci auguriamo tutti, rispetto alla precedente ondata.
Vediamo se Anna Maria Parisi è pronta per il collegamento, per fare appunto il riassunto di quanto accaduto, di quanto emerso oggi in conferenza stampa. Il Presidente che poi ha detto che nel corso della prossima settimana verranno presentate anche delle delibere che riguardano le RSA e il territorio. Cercheremo di capire meglio di che cosa si tratta appunto nei prossimi giorni. Poi ha spiegato anche della nuova ordinanza prima del 15 giugno di cui avevamo parlato anche in apertura di questa diretta, perché sarà importante regolamentare quegli ultimi comparti non meno importanti che al momento sono fermi al palo e sono tutto il mondo legato allo spettacolo. Intanto ci sono delle notizie, lasciando un attimo da parte la questione coronavirus, perché ci sono delle notizie per quanto riguarda il MOSE. La data di consegna del MOSE è confermata per il 31 dicembre 2021, ma la riformulazione del cronoprogramma dei lavori e la predisposizione entro l'estate delle procedure per il sollevamento del sistema in cui saranno fissate le altezze di marea a cui sarà possibile autorizzare il sollevamento delle paratoie renderanno possibile proteggere Venezia dall'acqua alta già dal prossimo autunno. Lo ha affermato il commissario straordinario Elisabetta Spizza poche ore dall'ultima prova di sollevamento. Stamattina infatti c'è stata una prova di sollevamento delle schiere di paratoie a Chioggia e Malamocco. Quindi insomma già dall'autunno Venezia potrebbe avere questa protezione dall'acqua alta. Ricordiamo l'anno scorso proprio in novembre c'è stata l'acqua granda che ha letteralmente invaso la città di Venezia, messa profondamente in ginocchio, profondamente colpita, e quindi insomma una buona notizia per la città, per questo patrimonio che adesso tenta di risollevarsi dopo l'ulteriore batosta del coronavirus. Vedo alcuni take d'agenzia che riportano insomma alcuni punti del discorso del Presidente Zaia, che ha parlato poi di questi spostamenti dal 3 giugno dicendo insomma ci aspettiamo che ci sia una DPCM che li regolamenti, quindi ha parlato al condizionale al momento su quello che potrebbe essere quello che accadrà dopo il 3 giugno, dicendo che i cittadini potrebbero tornare a spostarsi liberamente senza bisogno dell'autocertificazione al momento invece indispensabile per uscire dalla propria regione. Però aspettiamo appunto una comunicazione ufficiale, quindi un documento, un provvedimento ufficiale da parte del governo. E poi naturalmente è tornato anche sulla polemica con la Grecia, che tra l'altro Grecia oggi ha annunciato di riaprire all'Italia, ma non a tutti, nel senso che sembra essere necessario una quarantena per chi arriva da Lombardia, Piemonte, Emilia Romagna e proprio dal Veneto. E poi c'è la scuola, perché la vedo già collegata e la ringrazio, la professoressa Maria Rita Ventura, dirigente scolastico del liceo Canova di Treviso. Buongiorno professoressa e grazie, buona domenica innanzitutto. Buongiorno a tutti, buona domenica a voi. Allora, troppo spesso la scuola viene messa in secondo piano, invece resta un argomento fondamentale, perché è stata la prima ad essere chiusa, ad essere toccata da dei provvedimenti con la chiusura delle scuole, perché nel momento di emergenza era fondamentale mettere in sicurezza i ragazzi, il personale docente e tutti coloro che gravitano intorno al mondo della scuola. Però soprattutto i genitori, che in questo momento sono i più arrabbiati, diciamo così, perché denunciano poca attenzione al mondo della scuola e chiedono di avere delle notizie certe su quello che accadrà. Allora, intanto professoressa, andiamo con ordine rispettando le tempistiche. Partiamo dalla maturità, dall'esame di maturità che è stato completamente stravolto come tante altre cose da questa emergenza. Che esame di maturità sarà? Sappiamo che sarà in presenza, ma molto diverso per questi studenti che qualcuno dice sono studenti fortunati perché avranno un programma ridotto. Sì. Allora, non si tratterà di un programma ridotto, nel senso che comunque, come dire, gli obiettivi delle programmazioni di dipartimento disciplinare modulati chiaramente sono stati raggiunti. Più che altro sono le prove diverse,
quindi non avranno più la prima e la seconda prova scritta, ma avranno soltanto il colloquio, che prevede diversi momenti, quindi è più articolato del colloquio diciamo ordinario che normalmente si svolge, e quindi prevede una parte relativa alla trattazione di un elaborato sulle discipline di indirizzo che sarebbero state oggetto della seconda prova scritta, una parte relativa a un'analisi di un testo di letteratura italiana trattato nell'anno scolastico in sostituzione della prima prova scritta, e poi una parte scelta dalla Commissione, un materiale proposto di studio proposto dalla Commissione, così come del resto era previsto nell'esame. Poi si parlerà anche dei percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento ex alternanza scuola-lavoro e di cittadinanza e Costituzione, così come era previsto nel colloquio ordinariamente, diciamo. Quali sono le indicazioni che sono state date ai ragazzi? Se non ricordo male non possono arrivare troppo in anticipo, non potranno essere accompagnati da una persona, insomma proprio quelle che sono le indicazioni tecniche date ai maturandi. Sì, sono diciamo indicazioni piuttosto semplici, dovranno arrivare con un quarto d'ora di anticipo, ad attenderli ci sarà del personale scolastico che curerà l'ingresso, quindi facendo attenzione all'igienizzazione delle mani, alla raccolta della dichiarazione relativa al proprio stato di salute, verranno accompagnati in un luogo dove attenderanno il momento del colloquio per poi passare appunto nell'aula dedicata ai colloqui, un'aula che normalmente contiene 27-30 persone, verrà dedicata appunto per la commissione, quindi 6 persone più un presidente, il candidato che al massimo potrà avere un accompagnatore e non di più. Terminato il colloquio verrà di nuovo accompagnato secondo una via d'uscita diversa dalla via d'ingresso all'uscita, e quindi tutto potrà essere svolto con la massima precauzione. Ecco, tra un candidato e l'altro ci sarà la reazione dei locali, l'igienizzazione della tastiera, del mouse, della postazione, insomma, dello studente dedicata al colloquio. Mascherina sì o no durante il... Sì, mascherina sì, chiaramente per le commissioni e il presidente verranno fornite dalla scuola, mentre il candidato dovrà avere in propria dotazione la mascherina, potrà, visto che comunque si riusciranno a garantire le distanze tra una persona e l'altra di 2 metri, al momento in cui il candidato dovrà parlare, insomma, rispondere alle varie domande poste, potrà abbassare la mascherina. Abbiamo letto, sentito delle difficoltà di trovare i commissari. Per quanto vi riguarda, è tutto a posto, tutto regolare? Sì, ho letto questa questione, non credo che riguardi tanto i commissari interni, in quanto i commissari, appunto, questa è l'altra novità di questa edizione straordinaria della maturità, sono interamente interni, quindi fanno parte del consiglio di classe. Sono docenti degli studenti che sono già in servizio, per cui tranne ovviamente casi eccezionali per motivi di salute dovranno essere presenti, e nel caso in cui fossero assenti comunque si sostituiranno con altri docenti all'interno dell'istituto. Penso invece la problematica riguardi più i presidenti delle commissioni d'esame di Stato. Allora, maturità, e questo è un capitolo importante. I ragazzi arriveranno alla maturità dopo aver fatto metà anno scolastico con la didattica a distanza. Un bilancio di questa esperienza che tanto divide, tanto fa discutere, professoressa? Allora, tengo prima di tutto a precisare che il mio punto di vista è il punto di vista di un dirigente di una scuola secondaria di secondo grado. Sicuramente è molto diversa la situazione è al primo ciclo, ovviamente più piccoli sono gli alunni e più hanno bisogno del contatto, della relazione umana per far passare l'apprendimento. Certamente anche per gli studenti più grandi è importante la relazione, però in qualche modo, diciamo, in questo momento di emergenza i docenti hanno saputo, mettendosi in gioco, hanno saputo veramente mantenere questa relazione, sicuramente con modalità diverse,
ma comunque facendo salvi dei valori che veramente gli studenti hanno condiviso. Sicuramente gli studenti si sono sentiti più responsabilizzati, certamente dovevano essere più autonomi nella gestione del loro tempo, della loro partecipazione, però in questo li ho visti molto impegnati e molto uniti, più che visti, sentiti, devo dire, perché sono rimasta sempre in contatto con le rappresentanze, i rappresentanti dell'istituto, degli studenti, e poi anche ho sentito in qua e in là qualche studente, anche qualche studente del quinto anno che è molto felice di poter vivere questo momento conclusivo del percorso scolastico in presenza, salutando e essendo nella propria scuola in quel momento che per loro è così importante di passaggio. Ecco, ha fatto bene, la ringrazio per questa puntualizzazione, nel senso che sarà la prima occasione per i ragazzi per ritornare nella loro scuola, in qualche modo avere un contatto anche con i loro insegnanti che non hanno più visto all'improvviso, poi perché le scuole erano chiuse per il ponte di Carnevale, lo ricordiamo, e poi non sono più potuti rientrare in classe, perché è stata anche un'interruzione che non ha dato la possibilità nemmeno di salutare i professori, di darsi un arrivederci. Certo, sì, anche se devo dire la didattica a distanza, almeno nella mia scuola, oltre all'utilizzo delle piattaforme è consistita anche e in qualche caso soprattutto in interazioni via Skype o via altre applicazioni, insomma, che permettevano la videolezione in sincrono. E questo sicuramente è stato importante per salvaguardare quel minimo di interazione e di collegamento umano, diciamo così, con gli studenti. Il Comitato Tecnico Scientifico avrebbe dato parere ok per far ritornare a scuola i ragazzi l'ultimo giorno di scuola, per dare questa, naturalmente stando all'aperto, mantenendo tutte le misure di sicurezza. Avete qualche notizia in merito? Pensate che sarà possibile, anche se ormai mancano veramente pochissimi giorni, per cui immagino che sia anche un po' difficile organizzarsi in questo senso? Sì, tutto sommato penso sia un rischio inutile da correre, perché comunque noi abbiamo circa 300-350 studenti che affronteranno la maturità e quindi anche volendo utilizzare il giardino, l'afflusso e il deflusso delle persone sarebbe veramente difficile. Allora, se ci siamo posti tanti problemi per gli esami di maturità, significa che insomma un'attenzione ancora alta c'è, ci deve essere, e quindi penso anche sia come dire, un esempio per i ragazzi. Vediamo appunto tante volte notizie sui giovani che sottovalutano ancora la regola del distanziamento piuttosto che l'utilizzo della mascherina in ambienti chiusi e così via. E credo sia importante che anche l'istituzione dia l'esempio. Fatto salvo che al Canova abbiamo sempre festeggiato i nostri diplomati con una festa all'aperto, fra l'altro, che sicuramente appena sarà possibile faremo per un saluto conclusivo. E saluto conclusivo, però poi ci saranno le vacanze estive meritate, perché comunque insomma è stato un anno faticoso, e poi si ricomincia, speriamo, in presenza, tutto regolare dall'anno prossimo. Io dico speriamo in presenza perché sappiamo che sarà in presenza per le elementari, insomma per le scuole, per la primaria, ma non si è ancora ben capito che cosa accadrà invece per le scuole superiori, perché si parla che ci potrebbe essere la possibilità anche di continuare con la didattica a distanza. E tra l'altro ieri c'è stata una dichiarazione proprio del presidente dell'Associazione Nazionale dei Presidi, Giannelli, che dice è impossibile gestire le aperture con queste in sicurezza, stando alle indicazioni fornite dal ministro Azzolina, dal Ministero dell'Istruzione. Il suo punto di vista, professoressa, come sarà, che cosa accadrà, insomma, per quanto le riguarda giustamente per la scuola di sua competenza? Sì, allora diciamo che sicuramente la didattica a distanza dovrà ancora integrare la didattica in presenza, perché le soluzioni praticabili non sono poi molte, nel senso che avendo 1400 studenti su 3 sedi,
chiaramente evitare il rischio di aggregazione deve essere il primo pensiero. Ecco, diciamo, la scuola anche dal documento INAIL è stata definita come a rischio integrato medio-basso, ma a rischio di aggregazione medio-alto, come si può ben immaginare. Fra l'altro c'è tutto il problema dei trasporti, quindi io vedo come unica soluzione possibile lo scaglionamento e la turnazione, diciamo, antimeridiana e pomeridiana, quindi la distribuzione degli studenti in 2 turni, però anche qui le classi verranno suddivise in 2 turni in modo che l'afflusso del numero di persone non sia così consistente, ma appunto sia scaglionato. Ma di fatto non sarà possibile raddoppiare il numero delle lezioni, le ore di lezione. Il documento tecnico parla di ridurre l'unità di lezione a 40 minuti, ma per raddoppiare il numero, diciamo, di unità di lezione disponibili sarebbe necessario ridurla a mezz'ora, il che ovviamente è un impoverimento ovviamente dell'offerta didattica notevole. Quindi non è possibile raddoppiare il numero delle unità di lezione a meno che non si potenzi l'organico. L'organico dei docenti ci viene dato secondo le regole di sempre. Non credo che per il nostro paese sia sostenibile economicamente un aumento anche temporaneo con supplenti del personale docente a disposizione di ogni scuola, il che significa necessariamente dover appunto utilizzare in parte la didattica a distanza, a turni, in modo alterno, in modo che tutti possano fruire anche di una didattica in presenza. Garantendo ovviamente la didattica in presenza a quei casi in cui la didattica a distanza è impossibile per via di una mancanza di copertura di rete e quindi di connettività. Ecco, io credo che questa sia la soluzione più praticabile, anche perché non manca molto, il 1° settembre è quasi domani mattina e quindi sì. Bisogna assolutamente, come dice lei, dare certezze, ma anche fare uno studio di fattibilità serio. Ecco, lei ha fatto la data del 1° settembre, quindi dalle notizie che avete voi dovrebbe essere questa la data indicativamente dell'inizio dell'anno scolastico. Sappiamo che la volontà è quella di anticipare rispetto al solito. Sì, allora il calendario delle lezioni, quindi l'inizio delle lezioni è una materia di competenza regionale, quindi sarà la giunta regionale a dirci quando sarà il primo giorno di lezione. Però i piani di apprendimento individualizzati, cioè in sostanza le attività di recupero per quegli studenti che saranno promossi con delle insufficienze, saranno attività che inizieranno a partire dal 1° settembre e saranno un'attività ordinaria, quindi che obbligatoriamente questi studenti, in particolare con le insufficienze, appunto, che sono stati promossi con delle insufficienze, dovranno frequentare per riallinearsi con i compagni e ripartire, diciamo, per il prosieguo del percorso. Professoressa, dalla sua esperienza a contatto con i ragazzi, l'uso della mascherina sempre durante le lezioni lo vede fattibile, lo vede affrontabile? È vero che sono ragazzi grandi, però sono ragazzi a cui piace, insomma, la libertà, sentirsi liberi, e certo l'uso della mascherina non è proprio il simbolo della libertà. Certamente, anche con quei numeri ridotti di cui parlavo prima, lasciando a casa alcuni, mettendo in presenza altri e via dicendo, comunque abbiamo un certo numero di ragazzi che dovranno anche in qualche modo avere i loro momenti ricreativi e quindi bisognerà strutturare e organizzare in modo molto preciso, diciamo così, quali siano come dire, i percorsi piuttosto che le regole da seguire, ecco, per vivere all'interno della scuola. Confido che i giovani mostreranno, insomma, il senso di responsabilità di cui sono capaci, a volte anche più degli adulti.
Insomma, mi sembra di capire che voi aspettiate delle linee guida, perché insomma mi sembra che il lavoro da fare in vista dell'anno scolastico sia tanto, insomma è proprio da ristrutturare un po' la scuola da come eravamo abituati a concepirle, quindi immagino che aspettiate di avere delle certezze, delle indicazioni certe, definitive, per poi insomma mettervi anche voi al lavoro, perché abbiamo di mezzo l'estate. Sì, diciamo che quel documento ci è stato dato, contiene molti dati sul sistema scolastico italiano, sui sistemi internazionali, qualche indicazione pratica, e su quella linea penso che mi muoverò. Certamente, se invece si dovesse trattare, come hanno fatto in alcuni paesi europei, di rivisitare il curricolo per garantire diciamo dei livelli essenziali di servizio a tutti in presenza, allora certamente in questo caso chiederei un quadro di riferimento preciso, perché è chiaro che quando si vanno a toccare dei livelli essenziali di prestazione non può essere la singola scuola, pur nella sua autonomia, a decidere. Ne va anche dell'unitarietà di un sistema nazionale che deve assolutamente salvaguardare la sua qualità. Grazie davvero alla professoressa Maria Rita Ventura, dirigente scolastico del Liceo Canova di Treviso. Grazie professoressa, buon lavoro e buona domenica ancora. Grazie davvero per la sua presenza. Grazie a voi, arrivederci. Arrivederci, grazie. Questo insomma, che cosa succederà per la scuola, tante le novità. Chiedo alla regia, io vedo che ho la pubblicità, volevo chiedere se è tassativa o se posso collegarmi con... No, mi sembra di capire che è tassativa. Allora chiedo alla collega Anna Maria Parisi se mi sente, la vedo già in collegamento, se può aspettare ancora qualche minuto, do la pubblicità e poi arrivo subito da lei. Pubblicità tra pochissimo. Rieccoci in diretta con la nostra edizione straordinaria, subito a Marghera con Anna Maria Parisi e Paola Barbato per il punto sulla conferenza stampa del governatore Zaia. Buongiorno Anna Maria, a te la linea. Buongiorno nuovamente, eccoci ancora collegati in diretta. Dunque il sunto, come di consueto, di questa conferenza stampa quasi fiume del governatore Zaia di oggi, domenica 31 maggio, domenica della Pentecoste, come ha ricordato lo stesso presidente Zaia. Dunque cominciamo dal fatto di quanto accade all'estero, in Grecia, lo ricordiamo, la Grecia che ha riaperto ai turisti italiani, chiudendo però per 4 regioni per quanto attiene al loro arrivo qui da luglio, che poi però dovrà essere condizionato dal periodo di quarantena una volta che rientreranno a casa. Le regioni in questione sono il Veneto e quindi la Lombardia, l'Emilia Romagna e il Piemonte. Una faccia, una razza, così ha detto il presidente Zaia in merito alla questione. È un detto, è un modo popolare, un adagio popolare molto conosciuto in Italia e molto di più ancora in Grecia, nella similitudine tra i due popoli dal punto di vista culturale, morale e proprio storico, e quindi auspica, si è detto, Zaia, che venga presto ritirato questo dal parte dell'ambasciata e del governo greco questo bando per quanto attiene al Veneto stesso, perché dice Zaia, noi comunque siamo una regione molto aperta, anzi ospitiamo tutti, anche coloro che vengono cacciati da altre parti. Quindi la novità che riguarda il nuovo piano sanitario regionale, che con le linee guida che sono già in corso di tracciamento, le stanno già scrivendo, devono essere ultimate, piano che verrà presentato ufficialmente alla stampa nell'arco di 10-15 giorni e che prevede, per quello che riguarda le anticipazioni che ha potuto dare il governatore, gli ospedali Covid, dove resterà tutto così com'è con l'ospedale in questione, che continuerà
nel monitoraggio e nell'ordinaria amministrazione, con le terapie intensive e subintensive che comunque saranno pronte laddove dovesse esserci una nuova emergenza, che auspichiamo non accada. E poi novità anche per quanto attiene alle medicine del territorio, partendo dai medici di medicina generale, ma queste sono solo alcune anticipazioni che poi nel dettaglio fornirà, come già detto, tra 10-15 giorni. E ancora la questione poi dei trasporti, del trasporto pubblico locale. 2 giorni fa, ha ricordato il Presidente Zaia, ha scritto al Premier Conte evidenziando come qui in Veneto ci sia sul fronte del trasporto pubblico locale un problema, una problematica di natura economica. Si è fuori di 100 milioni di euro, e con la questione anche poi invece in chiave veneta del potenziamento delle tratte ferrate, con 3 nuovi treni straordinari che saranno presenti sulla tratta Verona-Venezia, 2 nuovi treni straordinari sulla tratta Castelfranco-Venezia, più 10 pullman che partiranno da tutto il territorio per raggiungere la città di Venezia, e quindi pullman che partiranno da Noale, da Dese, da Spinea. Questo perché, ha ripetuto il Presidente Zaia, c'è stata, come noto, una riduzione del 50% appunto del comparto, e quindi adesso c'è il problema che vi è un aggravio di persone, c'è troppa gente che affolla i mezzi pubblici, ecco perché sono stati potenziati. E poi, sempre per quanto riguarda i treni, ci sarà un nuovo treno da Bologna e da Trieste per quelli che giungeranno da fuori regione. A tal proposito ha puntualizzato il Presidente Zaia come dal 3 giugno, quindi tra 3 giorni, per essere chiari, si potrà viaggiare da regione a regione, ma sempre che ci sia un nuovo DPCM a sancirlo, perché ricordiamo che ancora questo nuovo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri non c'è. Se non dovesse esserci, ecco che allora si potrà viaggiare dal 15 di giugno in poi. Insomma, non ci resta che attendere gli sviluppi da qui ai prossimi giorni. Grazie, Anna Poi Maria. per quanto riguarda i dati, dal punto di vista epidemiologico soltanto una puntualizzazione: siamo arrivati a 1918 decessi ad oggi, praticamente alla stessa cifra di vittime che si è registrata purtroppo nel Vajont. E da Marghera è tutto, restituisco la linea. Grazie ad Anna Maria Parisi e a Paola Barbato per averci fatto il punto della conferenza stampa del Presidente Zaia. Grazie Anna Maria, buon lavoro, perché sappiamo insomma che la giornata per voi non finisce qui. Torneremo nelle prossime edizioni a collegarci con voi. Grazie ad Anna Maria Parisi e Paola Barbato, e adesso invece dovremo avere in collegamento, se mi date conferma, stiamo in attesa di collegarci con il dottor Agostino Paccagnella, direttore della diabetologia e nutrizione clinica dell'USL 2, per capire insomma anche come il nostro fisico, non solo la mente, ne abbiamo parlato molto spesso con gli esperti, ma anche il nostro fisico sta reagendo al post quarantena e a questo ritorno alla normalità. Ne parliamo tra pochissimo, prima però dobbiamo fermarci ancora per qualche istante di pubblicità, tra poco. Rieccoci in diretta con la nostra edizione straordinaria. Vi avevo annunciato prima che ci saremmo collegati, stiamo adesso cercando di collegarci appunto con il dottor Paccagnella, che è direttore della diabetologia e nutrizione clinica dell'USL 2. Perché? Perché insomma questi mesi di quarantena, di chiusura naturalmente necessarie, e abbiamo visto i risultati proprio dalla
dalla curva epidemiologica hanno avuto delle conseguenze dal punto di vista psicologico sicuramente, e ne abbiamo parlato anche nei giorni scorsi, nelle settimane scorse, con psicologi, psicoterapeuti, di quelle che sono i vari sintomi che si stanno adesso manifestando, però ci sono state anche ripercussioni per quanto riguarda proprio il nostro fisico, in qualche modo legati anche alla nostra dieta. Lo ricordiamo nei giorni scorsi, nei mesi scorsi, in pieno lockdown, come nei supermercati fossero praticamente introvabili farine, lieviti, le immagini sui social di chi impastava, di chi infornava dolci, torte, qualsiasi tipo di pane, insomma ci si è dati alla cucina per cercare di passare proprio questa quarantena, però adesso insomma si stanno pagando un po' le conseguenze, diciamo così. Allora lo vedo collegato, dottor Agostino Paccagnella, direttore della diabetologia e nutrizione clinica dell'USL 2. Dottore, buongiorno. Intanto le chiedo una gentilezza, se può girare lo schermo del computer, del cellulare, così la vediamo meglio. Il tempo tecnico per ottimizzare il collegamento, se riesce a metterlo in orizzontale, dottore. Perfetto. Ok. Perfetto, benissimo. Allora, dottore, iniziamo subito. Io ho parlato di questi mesi difficili durante il lockdown, in cui molti si sono proprio dati alla cucina in tutte le sue forme, anche chi non era abituato però si è messo a cucinare proprio per far trascorrere il tempo. Che cosa è successo? Perché ci si è concentrati così tanto sul mangiare, inevitabilmente poi mettendo su chili e ingrassando, facendo poi i conti con appunto i chili in più, tanto più con l'estate ormai alle porte. Che cosa è successo? Beh, intanto buongiorno. Spero mi sentiate bene, perché come vedi io sono in mezzo agli alberi dentro un bosco. La invidiamo tantissimo, dottore, ma la sentiamo benissimo. Ok. La prima cosa che bisognerebbe sottolineare è che le diete non esistono, esistono pensieri, e quindi ogni occasione che determina una modifica del pensiero può portare a modificare il modo di mangiare. Durante questo periodo di chiusura dentro le nostre famiglie abbiamo avuto degli aspetti positivi e negativi. Credo che l'aspetto positivo è quello di ritrovare un po' la famiglia, le tradizioni culturali, il piacere di far da mangiare, la trasmissione delle ricette, la nonna che insegna ai nipoti, eccetera, eccetera. E poi si è avuto anche più tempo per cucinare. E dall'altra parte però abbiamo avuto come dire, l'angoscia della malattia, l'angoscia del morire, soprattutto in certe fasce di età, e questo non dobbiamo dimenticarcelo, può essere curato, tra virgolette, ovviamente, con la dieta, che è sempre uno dei migliori ansiolitici che noi conosciamo. E quindi questo ha determinato l'aumento inevitabile del peso. Poi la ricetta, il mangiare di più, chi a casa entra in cucina 10 volte anziché una, questo è inevitabile, insomma. Il movimento, la mancanza di movimento. Assolutamente, ecco, c'è chi propone delle diete, spesso anche insomma che pesano sul portafoglio, integratori per ottimizzare l'intestino, la funzione intestinale, e per prevenire poi anche infezioni. Questo ha senso? È utile proprio al fine del benessere fisico? Beh, allora il rapporto potremmo definirlo come un triangolo: la dieta, l'intestino, e dentro l'intestino c'è un insieme di microbi, il microbiota. Durante l'infezione Covid abbiamo avuto sicuramente, molti hanno avuto problemi di diarrea come in altre infezioni, quindi non c'è dubbio che c'è un rapporto diretto tra un'infezione e quindi quello che si mangia, l'assorbimento. Poi non dimentichiamoci che durante questo periodo abbiamo visto diversi farmaci, per esempio antidiabetici, che pare funzionino, sono farmaci che lavorano a livello intestinale, antiipertensivi per esempio, che da una parte permettono la penetranza del virus, così almeno è stato ipotizzato, e dall'altra parte vanno a lavorare direttamente sul macrobiota. Ora però dire che il macrobiota di per sé possa determinare aumento di peso o riduzione del peso, ce ne vuole, dovremmo studiare, dovremmo aspettare molto tempo.
Certo che bisognerebbe fare in maniera, ma questo indipendentemente dall'infezione, cercare di mantenere il nostro intestino in ottime condizioni. I germi intestinali, se aumentano, determinano, l'abbiamo sperimentato tutti nella vita, se aumentano avremo gli effetti come la diarrea e quindi bisognerebbe alimentarli bene, come con le microfibre che vengono dalla verdura, dalla frutta, dagli omega 3, eccetera, eccetera. Insomma, una dieta equilibrata non si sbaglia mai, senza esagerare. Ecco, dottore, in questi mesi di lockdown sui social ci siamo riscoperti tutti preparati su tutto, esperti di tutto, dai virologi ai medici, insomma, di tutto abbiamo letto. Però tra le tante notizie che circolavano, quello dell'uso delle vitamine, in particolare si parlava di vitamina D utile contro il virus. Che fondamenti scientifici hanno queste prese di posizione, questi consigli perlomeno? Guardi, sulla vitamina D si è detto di tutto di più. Quello che è certo è che fa bene soltanto al metabolismo osseo. Tant'è vero che l'AIFA ha ristretto le indicazioni che erano state un po' allargate in passato, per esempio per le malattie cardiovascolari, per l'ictus, per neoplasie e così via. Allora, chiaro che non si può fare un discorso generale. Una donna in menopausa, un'anziana potrebbe aver bisogno di aggiungere le vitamine alla loro dieta, ma questo già un medico di famiglia le consiglia normalmente. Sicuramente mangiare cibi che contengono vitamine, che poi sono, in gran parte sono i pesci, lo sgombro, il tonno, il salmone, che contengono poi tra l'altro gli omega 3, male non fa. Però da questo a pensare che ci sia ad oggi una dimostrazione scientifica del fatto che questa vitamina in particolare, ma anche altre, no. Poi devo anche dirle che è difficile immaginare che una persona che mette su chili vada in carenza di vitamine, cioè casomai è il contrario, cioè se una persona... Però queste cose noi negli ambulatori li vediamo abbastanza spesso, vengono magari grandi obesi dicendo ma io sono intollerante a, oppure mi dicono che mi mancano certe sostanze, certi enzimi, e ovviamente è un falso perché è molto improbabile. Tutto è possibile in medicina, però è molto improbabile. Sì, insomma, se uno si mette sui chili, almeno ci si augura che abbia un giusto apporto delle varie vitamine, giustamente. Adesso abbiamo capito che in questa quarantena ci si è dedicati alla cucina, si è messo su qualche chilo in più, ma qual è adesso la dieta corretta da fare, da seguire per rimettersi in forma e per prepararsi anche poi alla stagione estiva, che sappiamo che quando c'è un cambio di stagione comunque il fisico ne risente, anche perché comunque lo stress accumulato è tanto, anche se magari non lo si manifesta con altri sintomi, però comunque questo periodo ha provocato stress in tutti noi. Ma qua allora bisognerebbe fare due distinguo: quanto peso si è accumulato e che età si ha. Diciamo che il buon senso dice che se uno ha aumentato il peso di 5-7 kg, insomma è un sovrappeso, di solito una dieta equilibrata, quelle classiche in cui si mangia un primo a pranzo, un secondo a cena e si fa un'attività fisica costante, di solito è sufficiente. Adesso ci sono molte diete di moda, mi pare sia Fiorello una volta diceva che lui fa il dinner cancelling, cioè fa un semidigiuno, toglie via un pasto. Allora, una persona sana può fare qualunque cosa, ci sono anche i digiuni per 1 o 2 giorni alla settimana. Il vero problema è quando abbiamo delle persone che hanno una malattia, e allora in quel caso, oppure una certa età, e allora in quel caso lì è molto pericoloso, meglio affidarsi a delle mani esperte per farsi dare dei buoni consigli. I primi consigli, secondo me, lo può dare benissimo il medico di famiglia, il quale è sempre esperto, vede il paziente a 360 gradi e quindi può dire esattamente che cosa è il giusto per quel malato, per quella malattia. Se poi invece abbiamo bisogno di qualcosa di più strutturato, di più, come dire, detto da un esperto, da un professionista, allora si va. Però io direi che allora dobbiamo avere almeno una 10, 15 kg, 20 kg al di sopra della normalità. Adesso io non voglio entrare nei particolari di come fare i calcoli, però insomma uno lo vede. Poi dipende dall'età, perché è chiaro che una donna, una ragazza, una persona di 30 anni deve avere il peso il più possibile ideale. Una persona che ha la mia età, 60 anni, i 10 kg di più non sono. Però è vero anche che bisognerebbe avere muscolo, non grasso, e questa
allarga un po' la nostra discussione, se lei vuole. Dottore, l'ultimissima battuta, poi la lascio alla sua passeggiata nel bosco. L'ultimissima battuta era sul fatto che in qualche modo possiamo dire che la cucina e il cibo hanno aiutati naturalmente nella giusta dose ad affrontare anche questo periodo così difficile. Sono stati in qualche modo un calmante, una cosa rassicurante, come lei parlava all'inizio. Ma sicuramente il cibo è il migliore degli ansiolitici. Ma lei pensi l'utilità del cibo nella nostra vita sociale? Mi sposo, faccio il pranzo, faccio un battesimo, faccio il pranzo, invito una ragazza fuori a cena, la porto a cena. Cioè, voglio dire, ha una valenza sociale enorme. Ritrovarsi in famiglia ha determinato prima di tutto, direi, questo tipo di atteggiamento, ma poi pensi la soddisfazione, io lo sento anche nelle persone che lavorano con me, le nostre infermiere che hanno scoperto i vari tipi di farina, la gioia di fare il pane per i figli in un certo modo, e quelli che si sono comprati i forni apposta per la pizza. Cioè, voglio dire, il cibo ha una funzione sociale meravigliosa. È chiaro che però se entriamo in cucina 12 volte anziché delle 3 classiche di solito che facciamo, i chili fanno presto ad andare su. Tenga conto che ci sono degli studi incredibili, ma per esempio l'uso del telecomando, io sono della generazione in cui la televisione sul televisore c'era una rotellina che si girava per girare i canali. Ecco, l'uso del telecomando porti un aumento di 5 kg l'anno, questo per farci capire. Oppure ti consigliano oggi, dicono mangia le noci che contengono grassi giusti. Certo, ma se io ne mangio 30 grammi è un conto, se ne mangio una manata di noci o di mandorle, lei capisce che la cosa non funziona più. Tutto nella giusta misura. Grazie Esatto. davvero, dottor Agostino Paccagnella, direttore della diabetologia e nutrizione clinica dell'USL 2. Grazie dottore, buon lavoro, buona giornata, naturalmente buona domenica. Grazie davvero. Grazie. Insomma, i consigli importanti, utili per affrontare nel modo giusto, perché insomma, abbiamo capito come una giusta dieta aiuti anche psicologicamente, fisicamente ad affrontare questa fase di ripresa alla vita normale, che sembra così scontata, l'aspettavamo tutti, ma anche dal punto di vista psicologico non è così facile. Vedo che è stato illuminato il telefono, dovremmo avere il nostro Lorenzo Maier in diretta. Lorenzo, buongiorno. Sì, ciao Francesco, buongiorno, buona domenica. Grazie Lorenzo, allora io faccio partire e poi do la parola a te se la regia mi segue, mi aiuta. Eccole qui, queste immagini che fanno riferimento oggi all'isola di Pellestrina con tantissime persone in bicicletta che stanno aspettando di prendere eccole qui, di prendere il vaporetto. Insomma, una Venezia che sembra essere stata presa d'assalto oggi. Abbiamo visto le immagini del Ponte della Libertà bloccato, delle persone a piedi, i vaporetti strapieni, così almeno ci dicono. Com'è la situazione oggi in questa giornata nuvolosa ma che non ha fermato i turisti? Sì, è una Venezia, come dicevi giustamente tu dallo studio, che anche oggi, come del resto la scorsa domenica, è presa d'assalto dai gitanti, dai residenti che magari hanno scelto comunque di trascorrere una giornata fuori casa e si sono concessi una gita fuori porta, come nel caso appunto di Pellestrina. Va di moda molto, e lo sarà anche nelle prossime settimane, la bicicletta, per cui visto che il tempo non è effettivamente favorevole come domenica scorsa, quando c'è uno splendido sole ma non piove e c'è comunque un clima abbastanza gradevole, si può stare fuori, è chiaro che le biciclette prendono d'assalto, come nelle immagini che state giustamente vedendo, poi i traghetti, il feribotto piuttosto che la linea per Chioggia. Ecco, è una buona giornata che peraltro introduce quello che sarà chiamiamolo così, un lungo ponte, anche se non sono ancora aperti i confini regionali, però c'è una previsione che le gite possano ripetersi anche ovviamente lunedì e soprattutto martedì per la festa della Repubblica, per cui una prima giornata che inaugura la festa, questo ponte insomma del 2 giugno, che sta un po' replicando quello che già era avvenuto appunto domenica scorsa. Il sistema dei trasporti
sta reggendo per ora almeno abbastanza bene, anche se poi la vera prova del 9 sarà verso sera, quando presumibilmente molti faranno ritorno a casa. A CTV ha comunque predisposto già da ieri, vista anche l'apertura degli stabilimenti balneari, un rinforzo delle corse. Domani, oltre al ponte, ci sarà anche ovviamente il flusso di coloro che andranno a lavorare, per cui sarà una prova della ripresa. Ecco. Oggi, peraltro, a Pellestrina questa mattina ha fatto una capatina anche il sindaco Luigi Brugnaro, prima di andare a assistere alla prova dell'innalzamento delle dighe mobili, che ricordavi tu da studio, per cui una Venezia che, come abbiamo visto anche dal Ponte delle Libertà bloccato, è una Venezia che comunque comincia a rianimarsi. Ecco. Oggi è stata poi anche dal punto di vista liturgico una giornata molto importante e con delle celebrazioni importanti. Sì, delle celebrazioni importanti che hanno riguardato la diocesi di Venezia e anche la diocesi di Chioggia. Partendo dalla diocesi di Venezia c'è stata l'apertura del Tempio votivo lì da questo sacrario della Prima Guerra Mondiale, e poi momento significativo per il Patriarcato di Venezia ieri la messa del Crisma, che solitamente viene celebrata durante il Triduo Pasquale, dove vengono benedetti gli oli con cui poi si amministrano i sacramenti, che era stata cancellata, sospesa per la pandemia, che si è svolta alla presenza del Patriarca e dei vicari episcopali nella cattedrale di San Marco, che oggi ha ospitato anche la messa di Pentecoste, per cui una giornata densa di significati, a cui possiamo aggiungere il vescovo di Chioggia, Monsignor Adriano Tessarollo, che ha dato lettura nella cattedrale di Chioggia del decreto di Papa Francesco, che ha proclamato venerabile un prete di Chioggia, padre Emilio Venturini. La venerabilità significa il primo passo verso la santità, ecco, di questo sacerdote di Chioggia, che il vescovo ha definito il santo della porta accanto, delle calli accanto, ricordando che appunto anche a Venezia, anche a Chioggia, scusate, ci sono i famosi calli veneziani. Grazie mille Lorenzo, grazie per averci fatto il punto della situazione, grazie davvero e buon lavoro, grazie. A voi. Grazie Lorenzo Maier, insomma la situazione oggi a Venezia dunque è questa, e noi siamo in chiusura per questa prima parte della nostra edizione straordinaria, che tornerà naturalmente nel pomeriggio alle 17:30. Grazie per averci seguito e buona domenica, buon pomeriggio a tutti.